Buongiorno, ben ritrovati. Prima edizione, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3 in questo venerdì 17 febbraio, ma noi non siamo scaramantici, insieme vi accompagneremo fino alle 14:30 con tanti aggiornamenti di cronaca come sempre, ma poi ci sarà modo di affrontare anche alcune tematiche legate all'economia, diversi settori di cui ci occuperemo. Naturalmente ci sarà spazio per parlare della decisione del decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri sull'eco bonus 110%. Abbiamo raggiunto poco fa in collegamento Skype il presidente di ANCE Veneto, dei costruttori del Veneto, e le sue parole, le sentirete, sono davvero molto dure. Parla di una situazione drammatica, concluso dicendo mi viene da piangere se penso a quelle che saranno le conseguenze di una scelta che lui definisce da parte del governo scellerata. Ma parleremo poi di siccità, andremo sul delta del Po, parleremo anche di sicurezza stradale. A proposito di sicurezza stradale, partiamo subito con la cronaca, con l'ennesimo incidente mortale sulle strade del Veneto. Lo scenario è il comune di Schio, un'auto finisce contro un albero, perde la vita un giovane 24enne, è accaduto appunto alla periferia di Schio. A lanciare l'allarme i residenti della zona attirati dal fortissimo boato. Tragedia nella notte lungo la strada provinciale maranese nel comune di Schio. A perdere la vita in uno schianto con la propria automobile un giovane di 24 anni. Quando i soccorritori del SUEM sono intervenuti hanno tentato il possibile per rianimarlo, ma ormai non c'era più nulla da fare. La Fiat Punto su cui viaggiava è finita contro un platano. La polizia locale che ha eseguito i rilievi sta accertando le cause del sinistro, che al momento non avrebbe visto il coinvolgimento di altre vetture o persone. Il giovane conducente avrebbe fatto tutto da solo. Mentre proveniva da Marano Vicentino verso le 23, avrebbe perso il controllo della vettura, andando a collidere frontalmente con l'albero sul margine sinistro della carreggiata, decedendo sul colpo. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'area, hanno terminato le operazioni poco prima delle 2. Ci spostiamo ad Auronzo nel Bellunese con una vacanza finita in tragedia per un giovanissimo originario della Repubblica Ceca. Tragedia sulle piste di Misurina, malore fatale per un giovane originario della Repubblica Ceca che stava sciando. Chi era con lui inizialmente lo ha aspettato in pullman, poi, visto che non arrivava, sono iniziate le ricerche, allargandole man mano fuori dal tracciato dove, a metà pista, in un punto non visibile, verso sera, il ventenne è stato ritrovato a terra, privo di vita, senza segni di traumi evidenti. Ieri, in Col de Varda, nessuno si era accorto di quanto era accaduto lungo il pendio a fianco dell'Istituto Pio XII, tanto che non è certo neppure l'orario in cui è avvenuta la tragedia. Scioccata la comunità, i cui sentimenti sono così espressi dal primo cittadino. Dunque abbiamo appreso ieri di questa triste notizia di questo povero ragazzo che purtroppo è venuto a mancare mentre stava sciando sulle piste del Col di Varda, e l'amministrazione comunale e tutta la comunità di Auronzo è rimasta sconvolta, scioccata di questo spiacevole fatto di cronaca. Purtroppo le cause ancora a noi sono incerte, spetterà poi al medico fare gli accertamenti della causa del decesso del ragazzo. Va a tutta la famiglia e agli amici la nostra massima solidarietà, siamo vicini per quanto possibile alla famiglia del defunto e con grande rammarico diamo questa brutta notizia ai telespettatori. Per procedere alle ricerche erano stati allertati anche i volontari della stazione di Auronzo del soccorso alpino ed era stato fatto intervenire anche l'elicottero del SUM, facendolo atterrare davanti all'Alpenrose alla partenza della seggiovia. Sconvolti i compagni del ragazzo che si trovavano in Val d'Ansiei per un periodo di vacanza. E adesso andiamo a Treviso, in collegamento c'è il nostro Cristian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto, insieme al comandante della polizia locale di Treviso, il comandante Andrea Gallo. Parleremo del carnevale, ci avviciniamo al martedì grasso e quindi alla giornata dei carri, la sfilata dei carri allegorici e quindi tutti i controlli di sicurezza, ma Cristian ci parlerà anche di una novità, di qualcos'altro, lo sentiamo direttamente da lui. Buongiorno Cristian e buongiorno al comandante Gallo.
Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Esatto, ci occuperemo di Carnevale, ci sono delle novità importanti, delle comunicazioni di servizio da fare. Prima però un fatto di cronaca, perché ovviamente partiamo sempre dalla cronaca, da queste scritte Novax che sono apparse questa mattina, se non sbaglio, alle scuole medie di via Paludetti, scritte Novax anche dai caratteri cubitali, quindi è stato un blitz diciamo così anche sorprendente per certi versi, anche perché la tematica non è più così d'attualità. Comandante, come state procedendo? Sì, confermo, questa mattina siamo stati contattati anche dalle altre forze di polizia che stanno indagando. Sono caratteri cubitali nuovi per Treviso, quindi sicuramente Polizia di Stato o Carabinieri stanno indagando, sicuramente andranno avanti anche sotto questo aspetto, nel senso che è una formula nuova adottata dai Novax, e vedremo un po' anche tramite le immagini di videosorveglianza se si potranno acquisire delle prove nei confronti di queste persone. Voi già li avete messi a disposizione, insomma, già state mettendo a disposizione queste immagini? Sì, permetto che le immagini sono già a disposizione di questura e carabinieri, quindi entrambi gli organi di polizia sono assolutamente autonomi, però è una città, sappiamo, videosorvegliata, per cui siamo fiduciosi che qualche prova possa essere raccolta. Soprattutto le scuole sono comunque delle zone sensibili e sono videosorvegliate per definizione, soprattutto qui a Treviso. Sì, diciamo che non è nuova questa modalità da parte dei Novax di colpire le scuole. Ci sono scritte che riguardano i bambini, quindi diciamo che sono scritte molto gravi, perché vanno proprio a ledere delle fasce deboli come i bambini e i ragazzi. Ecco, quindi nelle prossime ore speriamo di saperne di più, perché comunque al di là di tutto sono atti di vandalismo contro un edificio pubblico, un bene pubblico. Dicevi Francesca, il carnevale trevigiano. Volevo solo dire ai telespettatori che Francesca. mentre tu parlavi hanno visto le immagini che tu mi hai girato in tempo reale relative a queste scritte di cui avete parlato insieme al comandante, solo per specificarlo ai nostri telespettatori. Scusami Cristian, prego. Ti ringrazio assolutamente, poi con Nicoletta Rizzetto cercheremo di capirne di più, ci recheremo anche sul posto. Dicevamo il Carnevale non è solo una festa, è una mobilitazione per la sicurezza, perché di fatto ne parlavamo poco fa con il comandante Gallo, ormai è da anni che non si assiste a un evento del genere, anche l'anno scorso c'erano stati dei festeggiamenti ma in tono minore. Quest'anno si ritorna a fare sul serio, e la città già da domani sarà presa d'assalto da decine di migliaia di persone, trevigiani e non solo. Si stimano 100.000 presenze da domani e per tutto il weekend. Anche per questo, proprio in questi minuti, in queste ore, con il sindaco avete deciso appunto di prendere una misura particolare. Quale, comandante? Sì, riproponiamo quella che è una misura che abbiamo adottato a Natale, cioè chiudere Calmaggiore e naturalmente Piazza dei Signori, per cercare di creare una grande isola pedonale, quindi sia domani che domenica pomeriggio dalle 14 alle 18, Calmaggiore, Piazza dei Signori e le strade che arrivano in queste zone saranno precluse al traffico, proprio per dare una garanzia ulteriore alle centinaia di bambini che sono presenti a Treviso in questi giorni. Quindi immagino che scatti anche tutto il piano dei parcheggi, quello che abbiamo visto anche sotto le festività. Sì, sono i parcheggi che vengono consigliati durante le domeniche ecologiche, quindi le persone potranno arrivare in centro con 5 minuti fatti a piedi, ma potranno utilizzare tranquillamente i parcheggi che sono intorno alle mura della città. Ecco, l'altro capitolo è quello dei controlli. Uomini e mezzi saranno ovviamente in centro, diverse decine di unità tra polizia locale e volontari. Sì, abbiamo messo in campo tutta la struttura della polizia locale, teniamo conto che il comando è fatto da circa 100 uomini, in più si aggiungeranno 15 persone della protezione civile, quindi per quanto riguarda la polizia locale metteremo in campo il 100% delle nostre disponibilità umane. Questo di fatto da domani fino a martedì grasso, per intendere. Sì, in effetti anche la chiusura di Calmaggiore coincide proprio con l'arrivo di tante migliaia di persone, quindi metteremo in campo già da domani tutte le persone disponibili. Diciamo che la struttura sarà sotto stress, tra virgolette.
Sì, diciamo che non è nuovo per il comando di Treviso ritmi di questo genere, però insomma ben venga, dopo 2 anni di pausa. L'anno scorso, come diceva lei giustamente, c'è stata una manifestazione un po' a metà, quest'anno riprendiamo i ritmi pre-Covid, quindi come l'ultimo del 2019. Insomma. Immagino ci sarà anche un'attenzione particolare nei confronti dei gruppi di ragazzi in questi mesi. Abbiamo parlato tanto di baby gang, a volte magari il termine non è corretto, però insomma per intenderci questi fenomeni che abbiamo visto più volte e raccontato. Sì, dispositivi messi in campo sia dalla polizia locale che dalle altre forze di polizia, coordinate naturalmente dalla questura su ordine del prefetto, fanno in modo di prevenire eventuali comportamenti. Certo, c'è stato questo episodio il sabato scorso che è stato però frutto di un delinquente che ha assaltato un autista, quindi però diciamo l'impegno massimo della polizia locale verrà messo in campo anche domani e come d'altra parte tutti i sabati pomeriggio. Ecco Francesca, come vedi alle spalle, ovviamente stiamo un po' a distanza di sicurezza, alle spalle del comandante Gallo, ci sono gli occhi elettronici della città, c'è una centrale operativa ovviamente qui presente al comando, ma lei comandante tiene sotto controllo gli snodi principali, mi sembra di capire. Sì, diciamo che c'è una seconda centrale operativa che utilizzo io e naturalmente se dovessi accorgermi di qualcosa di particolare gli agenti saranno subito messi e mandati sul posto per prevenire eventuali fenomeni criminosi. Quindi i malintenzionati in qualche modo sono avvertiti. Un'ultimissima battuta perché abbiamo visto appunto in queste ore la nebbia, ieri è stata una giornata di nebbia molto forte, anche questa mattina si sono registrati incidenti, come state operando? No, per fortuna incidenti non ce ne sono stati, volevo solo aggiungere perché per quanto riguarda la sicurezza che metteremo a disposizione anche una pattuglia che vigilerà sui parcheggi, perché temiamo che ci possa essere qualche malintenzionato, quindi ci sarà una pattuglia di prevenzione per i furti, quindi credo sia un servizio nuovo, molto importante per chi verrà a Treviso. Quindi questo lo possiamo dire, chi verrà a Treviso nel weekend fino a martedì grasso potrà insomma contare anche su questo servizio. Su questo servizio, confermo esattamente. Comandante, grazie davvero. Con Nicoletta Rizzetto, Francesca, ti restituirei la linea. Grazie a Cristian Arboit, grazie a Nicoletta Rizzetto, grazie naturalmente al comandante Andrea Gallo. Abbiamo parlato di queste scritte Novax in una scuola di Treviso, naturalmente le indagini sono in corso, fondamentali saranno le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili e poi tutto quello che è il piano per garantire un carnevale in piena sicurezza, anche pattuglia ad hoc nei parcheggi contro i furti, perché queste sono proprio le occasioni delle quali i malviventi approfittano per mettere a segno i propri colpi proprio ai danni delle auto parcheggiate. Continuiamo con la cronaca. È morto dopo 4 giorni d'agonia di ricovero in ospedale l'anziano rimasto intossicato sabato dal monossido di carbonio a Campodarsego nel Padovano. Lo spavento e il fumo inalato hanno complicato una situazione di salute già precaria per l'anziano di 88 anni intossicato sabato scorso nella sua casa di via San Francesco tra Bronzola e Fiumicello di Campodarsego. L'uomo è morto in ospedale a Campo San Piero dove era stato ricoverato. Erano circa le 10 di sabato quando i vigili del fuoco sono intervenuti nell'abitazione per le esalazioni di monossido che uscivano da una stufa a pellet. L'anziano intossicato era rimasto sempre cosciente, ma per prudenze sanitari del SUEM 118 sul posto con gli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo Sampierese lo avevano portato in ospedale, dove era rimasto ricoverato in osservazione fino all'improvviso peggioramento. La data del funerale dell'88enne non è ancora stata fissata. Condanna tramutata in volontariato per un quindicenne che nel 2021, durante una rissa per soldi, aveva preso a pugni il papà del 14enne con cui si stava azzuffando. Tutto era iniziato per un solo euro, una rissa e un pugno sferrato in faccia al papà del ragazzino con cui si stava azzuffando. Ora un quindicenne all'epoca dei fatti è stato condannato dal Tribunale dei minori e per ritornare ad avere la fedina penale pulita dovrà superare un anno di volontariato. L'episodio di violenza era avvenuto nell'estate del 2021 all'Arcella, a Padova. Il minorenne aveva ingaggiato una rissa con 2 ragazzini più piccoli a cui aveva chiesto del denaro. Uno di loro ha tentato di difendersi estraendo un coltellino che però è stato afferrato dal quindicenne. Fortunatamente l'arma non è stata mai utilizzata, ma la zuffa era diventata sempre più violenta fino all'arrivo del padre di uno dei 14enni vittime del bullo.
Il genitore viene colpito al volto da un pugno, cade a terra e sbatte la testa. Il 15enne per questo verrà denunciato alla Procura dei minori con le accuse di rapine e lesioni gravissime. Rinviato a giudizio, il 15enne ha chiesto scusa per l'aggressione e ha iniziato un percorso con la psicologa, riprendendo anche la frequenza scolastica. Per questo motivo il Tribunale dei minori ha disposto per lui la messa in prova, un periodo di lavoro socialmente utile al termine del quale tornerà in tribunale per chiudere definitivamente la vicenda. Questa la cronaca, e la cronaca ci porta a Martellago, a Maerne per l'esattezza. È un paese che si stringe intorno alla famiglia di Angelo Zen, l'imprenditore sessantenne, l'imprenditore orafo sessantenne, trovato morto sotto le macerie del terremoto in Turchia. Si è sperato fino alla fine che potesse essere tra quelle persone. Ancora oggi i soccorritori riescono a trovare persone in vita. Purtroppo però per Angelo Zen non c'è stato nulla da fare. Buongiorno a Ilaria Marchiori e buongiorno al sindaco di Martellago. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Abbiamo qualche problema di ricezione dell'audio. Ci troviamo comunque qui a Martellago insieme al sindaco Andrea Saccarola, purtroppo per commentare la notizia che non avremmo mai voluto sentire, ovvero quella del ritrovamento del corpo di Angelo Zen, il sessantenne residente a Maerne, dove viveva con la moglie e che si trovava in Turchia per lavoro quando si è verificato il sisma. Tra l'altro il suo hotel proprio nella città in cui c'è stato l'epicentro. A ritrovarlo ieri è stata un'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza italiana, una cui squadra era stata inviata nelle settimane scorse dal Ministero degli Esteri e che era al lavoro proprio da lunedì per cercare tra le altre vittime, tra le macerie, anche Angelo Zen. Ad effettuare poi il riconoscimento è stato il personale di Polizia, Carabinieri e l'ambasciata italiana. Sindaco, purtroppo anche a lei ieri è arrivata questa notizia. Sì, è arrivata una telefonata verso le 18 dove mi hanno annunciato appunto che avevano ritrovato il corpo di Angelo. Una speranza che è durata 10 giorni, però è sempre stata viva. Basta vedere tutti i servizi del telegiornale dove trovavano persone ancora vive dopo 200 ore. La speranza era di trovare anche Angelo, purtroppo non è stato così. Ecco, sono in realtà due le comunità in questo momento in lutto, ovvero Maerne e Martellago, ma poi anche Romano De Zelino, dove vivono i figli di Angelo e comunque Angelo, ricordiamo, era originario del Vicentino. Esatto, infatti ieri sera ho chiamato il sindaco di Romano De Zelino per scambiarci le condoglianze, comunque perché le due comunità hanno vissuto questo momento molto particolare vicine e unite, e ci siamo accordati che qualsiasi luogo dove era fatto il funerale, che sia Martellago o Romano De Zelino, tutte e due i sindaci e tutte le comunità parteciperanno numerose perché vogliono essere vicine alla famiglia. Perché ricordiamo che ovviamente ancora non si sa quando le spoglie riusciranno a rientrare in Italia, quindi anche qui a Maerne, e quindi non si può neanche stabilire una data dei funerali e ancora non è stato deciso appunto il luogo. È ancora presto, stiamo attendendo anche noi notizie, speriamo che arrivino il prima possibile, anche per dare una giusta sepoltura al nostro Angelo. La famiglia, lo ricordiamo, in queste settimane si era chiusa nel silenzio, sia la moglie Patrizia qui a Maerne, sia i figli a Romano De Zelino. Tuttora stanno continuando comunque su questa linea, almeno per quanto riguarda la moglie, che ha anche riposizionato le transenne davanti all'abitazione, come era successo una decina di giorni fa, proprio per evitare un via vai di curiosi o comunque anche giornalisti. Lei è riuscito a sentirla, però la linea che sta adottando in questo momento è sempre la stessa, forse a maggior ragione adesso che è arrivata questa notizia. Penso sia la linea giusta, in quanto, soprattutto in questo momento, ha bisogno di privacy, di stare vicino alla famiglia. Io l'ho contattata ieri sera via telefono, non mi ha risposto e penso sia giusto così, in quanto prima del sindaco ci sono i familiari a stare vicini. Ci siamo scambiati dei messaggi dove mi ha risposto, quindi io sono contento così, anche per fargli sentire la mia vicinanza. E sicuramente le transenne hanno un significato e spero che ancora vengano rispettate queste sue volontà. Ecco, perché purtroppo non tutti le hanno rispettate. No, purtroppo no, e non va bene, perché già il ministro Tajani, dopo i vari appelli di lasciare la famiglia sinceramente in pace,
speriamo che adesso almeno dopo questo dolore così immenso si capisca che hanno bisogno della loro privacy. Tra l'altro ricordiamo che proprio qui a Martellago era stata fatta una veglia di preghiera che in realtà si era definito veglia di speranza, proprio per riunire la comunità e pregare insieme perché Angelo riuscisse a ritornare a casa, si riuscisse ad avere la notizia che invece fosse ritrovato salvo. Sì, una veglia voluta da tutta la comunità. E quando l'ho comunicato a Patrizia, la moglie di Angelo, mi ha chiesto sì, fatela, però solo se pensate che Angelo sia ancora vivo e che c'è la speranza di ritrovarlo. Così è stato fatto. Purtroppo sappiamo come è andata a finire, però sono sicuro che anche la famiglia abbia apprezzato questo gesto da parte di tutta la comunità di Martellago. Ecco Sindaco, forse magari adesso è un po' troppo presto, però lei ha intenzione di fare qualcosa proprio come amministrazione? Sicuramente staremo vicini alla famiglia, in tutto e per tutto. Dopo va ragionato perché giustamente tutte le morti sono uguali e bisogna capire un attimino anche dove possiamo arrivare noi come amministrazione e cosa possiamo fare. Ecco, allora ringrazio il sindaco di Martellago Andrea Saccarola. Queste le notizie qui oggi da Martellago. Restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie al sindaco di Martellago e continuiamo con la nostra pagina di cronaca. Ci spostiamo in provincia di Treviso perché è stata aperta un'inchiesta sulla tragedia accaduta ieri pomeriggio a Susegana, a Collalto per l'esattezza, dove un 73enne di Sernaglia della Battaglia è morto travolto da un albero che stava tagliando. Stava lavorando in una zona boschiva a Collalto, in via Morgante, quando è stato travolto da un grosso albero. Silvano Moretton, 73 anni, era residente a Villanova, una frazione di Sernaglia della Battaglia. L'uomo si trovava a circa 300 metri dalla strada. Ad un tratto è stato colpito da un fusto. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Dall'ospedale di Pieve di Cadore si è alzato subito l'elicottero del SUEM, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sembra, dalle prime testimonianze, che il 73enne avesse iniziato a tagliare gli alberi per fare della legna. Uno di questi lo ha travolto, colpendolo al capo e non lasciandogli scampo. L'uomo si trovava nel bosco assieme ad altre 2 persone. Sono state proprio loro a chiamare i soccorsi. Fra i primi a giungere sul posto, un residente. Io sono stato là, ho trovato un signore che conosco che mi ha venduto la casa qua. Lui è andato giù nel posto e ha detto che uno ha tagliato l'albero, l'altro non si è accorto e l'ha preso qua nel collo. Sul posto carabinieri di Conegliano 118 ed ispettori del nucleo Spisa del LUS 2, in quanto si tratterebbe di un infortunio sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il 73enne assieme ai colleghi stava effettuando una manutenzione boschiva. Indagini sono comunque in corso sulle cause dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio. La famiglia, originaria di Susegana, da anni vive a Sernaglia della Battaglia, lascia la moglie e 2 figli. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Siamo tornati in diretta con una notizia che arriva dalla regione. Il presidente del Veneto Luca Zaia annuncia che si confronterà con il governo sull'impugnativa decisa ieri dal Consiglio dei Ministri della legge regionale di stabilità e che la regione è pronta ad arrivare fino alla consulta. Restiamo convinti, dice Zaia, che la parte di provvedimento impugnata sia destinata a tutelare gli interessi dei veneti, per cui andiamo avanti. Sarà la Corte Costituzionale a dover decidere. Andremo infatti dinanzi alla consulta per ribadire la correttezza di quanto abbiamo proposto. Nel mio oggetto sociale, prosegue il governatore, c'è scritto che devo occuparmi degli interessi dei veneti. È esattamente quello che ho sempre fatto nel momento in cui mi è stato affidato il governo della regione. In tutti questi anni ci sono state impugnative da parte di governi di diversi colori politici. Correttamente nessun esecutivo si è mai sottratto, se necessario, ad avviare una discussione con il Veneto su specifici provvedimenti. Dunque, quanto deciso ieri in Consiglio dei Ministri è destinato a far parlare ancora nei prossimi giorni, con il Veneto deciso a presentarsi davanti alla consulta. La cronaca ancora con un'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza in merito al lavoro nero.
Villa Verla. 7 cittadini extracomunitari privi di permessi di soggiorno sono stati espulsi con un decreto emesso dal prefetto dopo essere stati scoperti al lavoro durante un controllo della Guardia di Finanza in un'azienda avicola. Il blitz delle fiamme gialle aveva provocato il fuggi-fuggi generale tra i lavoratori. I finanzieri sono però riusciti ad accertare la presenza di 19 lavoratori del Marocco, 17 dei quali impiegati in nero. I controlli erano coordinati nell'ambito delle operazioni volte a individuare situazioni di irregolarità e sfruttamento della manodopera in provincia. I Carabinieri di Montebelluna hanno individuato i ragazzini giovanissimi responsabili del lancio di sassi dal cavalcavia della Pedemontana nei giorni scorsi. Noi abbiamo raggiunto l'automobilista che per primo ha dato l'allarme dopo che la sua auto era stata colpita. Ci racconta: siamo ancora scossi, io e mia moglie, ma il nostro pensiero va alle famiglie di quei ragazzi. Poteva scapparci morto, poteva essere un incidente gravissimo, poteva uccidere mia moglie, mio figlio che era in macchina, di aver posto nel sedile posteriore. E a noi ci è andato di lusso. Torna costantemente a quei momenti terribili e non può essere altrimenti. Sono passati solo pochi giorni dal suo allarme su Facebook, quelle foto postate e quel messaggio che ha innescato l'indagine dei carabinieri, giunta in breve tempo a termine. Dalla sua Pitigliano in Toscana, Alessandro Francardi riavvolge il nastro. Il colpo, la paura, il sollievo per essere ancora vivi e ora un timore che non se ne va, quello di passare sotto i cavalcavia. Io e mia moglie, in una strada deserta come era quel giorno, che non c'era nessuno né di macchine che passavano e neppure di persone in giro, l'autostrada era completamente deserta, vedendo quelle 3 persone sul cavalcavia, le posso dire che ci abbiamo pensato: ma questi cosa fanno là sopra? Non tireranno mica qualcosa? Ma nel tempo di pensare eravamo già sotto e era già arrivato il sasso. Importante, spiega, che siano stati individuati, ma non c'è solo questa sensazione. Siamo genitori anche noi, spiega l'uomo, e abbiamo visto subito che quei ragazzini erano giovanissimi. Questi giorni siamo stati molto in pena, soprattutto per i genitori, che ci dispiace che succeda una cosa del genere, perché ci mettiamo nei panni di chi adesso sta vivendo questa cosa dall'altra parte. Io e mia moglie pensiamo la notte ai genitori, che se fosse stato il nostro, insomma, ci dispiace veramente tanto per la situazione familiare che si è creata, però giustamente questi ragazzi devono essere un attimino resi consapevoli di quello che hanno fatto. E questa insomma la dichiarazione, avete sentito le parole, da un lato la preoccupazione per quanto accaduto, ma dall'altro anche la consapevolezza da genitore di quello che è la sensazione, il dolore di queste famiglie. Saluto, la ringrazio per essere con noi tra i tantissimi impegni che si stanno accumulando, quindi grazie di cuore alla Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. Ben ritrovata Presidente, grazie davvero. Buongiorno a tutti. Presidente, se lei è d'accordo io le farei sentire, perché il tema della giornata è in primo piano su tutti i quotidiani nazionali. Il super bonus ci apre Repubblica.it, lo troviamo anche in primo piano poi sul Corriere della Sera, il decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri sull'eco bonus 110%. Io le farei ascoltare le parole, ho annunciato in apertura di diretta, durissime del presidente di ANCE Veneto, Paolo Ghiotti, che parla di scelta scellerata e di conseguenze drammatiche per il settore, ma lui parla per tutta l'economia nazionale. Sentiamo le sue parole e poi iniziamo da qui con la Presidente Berton. Stop sconti in fatture, stop della cessione del credito, sono cose grosse. Io ritengo che per natura sono una persona che prima di litigare vuole sempre fare la pace, ma veramente, in quanto è uscito dal Consiglio dei Ministri ieri sera e per quanto ho capito da quello che ha detto Giorgetti, che parlava, per usare le sue parole, parlava di scelleratezza del 110, io credo che scellerata non sia la politica del 110, ma scellerata sia la scelta che è stata presa, anche perché penso che non conoscano quali sono le conseguenze di questa manovra. Parliamo di 25.000 imprese in fortissima difficoltà, parliamo di 15 miliardi nei cassetti fiscali, parliamo di 130.000 potenziali disoccupati. Nel nostro Veneto parliamo quasi di 6 milioni e mezzo
di 6 miliardi e mezzo, di 5.000 imprese in difficoltà e di 500 milioni bloccati. Sono numeri sicuramente importantissimi, anche perché il Veneto poi era secondo a livello nazionale per i bonus fatti. Stiamo uccidendo coloro che hanno creato ricchezza, che hanno creato PIL, che producono e producevano in maniera onesta, perché non si faceva più lavoro nero e ce n'erano tanto, non si è più fatto cassa integrazione guadagni e sono miliardi risparmiati. Stiamo stoppando quella che è anche la riqualificazione di un patrimonio edilizio che vedeva per il 74% dei fabbricati estremamente energivori. Stoppa tutto questo è scellerato. Giorgetti però capisco che sia un fedele soldatino di Draghi e che abbia ordinato Draghi e che Giorgetti stia ubbidendo e che quindi il boia stia decapitando le nostre imprese sul nostro territorio. E non sta decapitando solo le nostre imprese, ma sta decapitando un'economia nazionale che era importante. Quando parliamo di 1/3 del PIL, non è cosa di poco conto. Proprio ora, quando eravamo anche riusciti a trovare una condivisione tra regioni, camere di commercio, perché potevano assorbire questi crediti. Presidente Berton, sono parole durissime, ma fuori onda il Presidente mi ha detto mi viene da piangere. Oggi sono stato subissato di telefonate di colleghi che sono davvero preoccupati in una situazione drammatica. Beh, innanzitutto tanta solidarietà, perché io ho l'impressione che questo Paese, quando non sa dove andare o come spesso fa, chiede all'unico vero partito del Paese, mi permetta di dire quello delle imprese, perché il PIL in Italia lo fanno le imprese e ci mettono sulle montagne russe. Che sia stato un provvedimento sbagliato all'inizio, forse esagerato, non lo so, certamente ha rimesso in moto il Paese e non può essere tolto così. Ci sono dei tempi, dei metodi e soprattutto va condiviso con la categoria. Io condivido pienamente la preoccupazione, è come se oggi, come è successo a noi anche nel mondo dell'occhielleria 20 anni fa, dove i nostri clienti americani dalla mattina alla sera hanno detto vabbè, compriamo gli occhiali in Cina perché costano $3 invece che 20 euro. Ecco, sono state scelte scellerate, anche quelle ci tornano tutte indietro. Il mondo della politica purtroppo dimostra che quando non sa più cosa fare va a mettere le mani nei portafogli degli italiani e degli imprenditori, perché io ricordo che dietro alle imprese ci sono i lavoratori. Cosa facciamo? E quello che ha appena detto il presidente dell'ANCE Veneto ha assolutamente ragione. Molto spesso ci viene da piangere, piena solidarietà e mi auguro e spero che questa cosa venga cambiata, modificata, perché pagheranno le conseguenze tutti, non solo gli imprenditori. Sicuramente la situazione è difficilissima, se ne continuerà a parlare anche perché la categoria ha annunciato una mobilitazione, ha detto non potremo andare con le ruspe davanti al governo, ma insomma sicuramente faremo sentire la nostra voce, arriva la solidarietà di tutto il settore, l'economia, di tutto il tessuto economico del Paese. Presidente, dicevo che questa per lei è stata una settimana per Confindustria, Belluno Dolomiti è stata una settimana molto intensa. Lunedì l'incontro con Confindustria Veneto, con il Presidente Carraro per parlare di infrastrutture. C'era l'assessore regionale De Berti, ieri sera il tavolo dedicato al turismo insieme al presidente del Veneto Luca Zaia a Palazzo Bembo, perché ci sono dei temi che non sono più rinviabili, ne abbiamo toccati due, turismo e infrastrutture, anche perché lo ricordiamo c'è un appuntamento e il tempo si accorcia sempre di più, l'appuntamento si chiama Olimpiadi Milano Cortina 2026. Allora certo, noi stiamo come Confindustria correndo e stiamo assolutamente invitando al nostro tavolo il mondo della politica, perché c'è bisogno di sinergia tra imprese e politica. Le Olimpiadi di Milano Cortina, io non mi stanco mai di ripeterlo, sono un modo soprattutto per la provincia di Belluno per recuperare un gap che purtroppo è stato accumulato da anni. Come lo facciamo? Lo dobbiamo fare insieme, su questo non ci sono dubbi. Confindustria
Confindustria sta facendo la sua parte, anzi direi che è leader in questa corsa, e mi auguro e mi auspico che ci si possa confrontare e parlare per portare avanti tutti quei temi di cui noi non possiamo più aspettare. Io l'ho detto e lo ripeto, l'ho detto l'altra sera, il bellunese non può continuare a vivere della doppia V e della doppia O, che sono i soldi che arrivano su questo territorio esclusivamente quando ci sono eventi drammatici come Vajont e Vaia, o eventi felici, e ben vengano, e per fortuna che ci sono, come le Olimpiadi. Ma Olimpiadi, la terza Olimpiadi, faccio fatica a vederle, comunque non ci sarò io. Purtroppo invece posso immaginarmi che con il problema del cambiamento climatico dovremo affrontare altri temi. Allora mi chiedo, ma dobbiamo sempre rincorrere gli eventi drammatici e spendere il doppio, perché dopo un evento drammatico come il Vaia e il Vajont sono stati spesi soldi a valanga. Ecco, fossero stati spesi prima, sarebbero stati spesi meglio e sicuramente avremmo protetto i nostri territori. Presidente, possiamo dire che Belluno per le terre alte, Venezia per la laguna si pongono come città pilota proprio per la sostenibilità, per un cambio di marcia, e ricordiamo che c'era anche un progetto insieme all'Università di Verona, se non ricordo male, su modelli informatici proprio per i cambiamenti climatici. È questa la strada da percorrere? Beh, è assolutamente questa la strada da percorrere. Imprese, università, politica, dobbiamo guardarci negli occhi, mettere insieme il meglio di tutti noi ed affrontare i problemi che obiettivamente ci sono, e come ho detto non sono più così una cosa che arriva per sbaglio, sono realtà che andremo ad affrontare velocemente nei prossimi anni, e non possiamo più aspettare, non possiamo fare come abbiamo fatto in passato, vabbè, aspettiamo che succeda qualcosa e poi lo affrontiamo. No, perché oggi non si può più fare. Ed inoltre la provincia di Belluno, devo dire, è sicuramente la provincia più adatta, essendo tutta montana, per essere capofila di tutti questi progetti. Noi ce la giocheremo fino in fondo. È una provincia, ne abbiamo parlato spesso insieme a lei Presidente, risente dell'inverno demografico, di uno spopolamento, appunto ha bisogno di risposte in questo senso, ha bisogno di risposte, l'ho detto lei, dal punto di vista ambientale, e ormai non c'è più tempo, ogni volta lo si dice, ma davvero il tempo è finito? Davvero il tempo è finito, però io sotto certi aspetti sono ottimista, perché con il cambiamento climatico, a mio avviso, la montagna ne uscirà vincitrice. Lo abbiamo visto anche con la pandemia, quando ci sono difficoltà si vive meglio in un ambiente montano che in una pianura dove c'è affollamento e siccità, perché come sappiamo adesso ci sarà anche il problema nei prossimi anni idrico, e anche quello va affrontato. Insomma, questo paese ha tante sfide davanti, però sono sfide che nessuno può giocare da solo. Ecco. Serve veramente una sinergia tra imprese, politica e scienza, questo è fondamentale. Noi abbiamo dei partner che sono per noi importantissimi, tra cui il Science Park di Trieste, l'Enel, stiamo lavorando con le università, per cui collaborazioni ce ne sono tantissime, e devo dire che vedo persone preparate, per fortuna, che hanno tanta voglia di mettersi in discussione, di presentare quelli che sono progetti che noi abbiamo già in mano. Le soluzioni ci sono, bisogna assolutamente avere la volontà di affrontarle e di non guardare, tanto arriva tra un paio di anni, lo farà qualcun altro. No, non è più così. Presidente, negli ultimi giorni si sono riviste al rialzo le stime per il PIL sia a livello nazionale ma anche a livello veneto. Possiamo davvero dire che la recessione che si temeva è in qualche modo scongiurata, o è troppo presto per tirare un respiro di sollievo? Guardi, gli imprenditori sono sempre ottimisti, perché è nella loro indole, altrimenti, come dire, questo paese forse non avrebbe più impresa, perché quello che è stato affrontato dall'impresa dagli anni 80 ad oggi sono stati dei cambiamenti che, credetemi, solo la resilienza la può affrontare. Dopodiché sì, noi l'abbiamo già detto come Confindustria, l'industria va bene. L'industria è assolutamente forte e sana in Italia.
pensiamo sia scongiurata, ma insomma aspettiamo anche noi. Allora, abbiamo parlato prima dell'eco bonus, ma sembra che non si fermi l'accanimento, anche se è un termine probabilmente forte. Si continua a discutere della decisione del Parlamento europeo che ha detto stop a partire dal 2035 dei mezzi a benzina e diesel. Ha creato una bufera sicuramente politica, ma anche tra i diretti interessati. Tutto quello che è il settore dell'automotive è preoccupato per posti di lavoro e aziende a rischio. Guardi, è pura miopia. Non siamo pronti per affrontare un tema così in tempi così brevi e non è una saggia decisione. Io mi chiedo, l'automotive oltretutto è un settore trainante del paese e anche dei nostri territori e siamo veramente a rischio. E prima di mettere delle bandierine politiche bisognerebbe chiederci se ci sono le condizioni per una rivoluzione di questo tipo e fatta in questo modo. Ma io penso che se andiamo avanti così, se la politica continua a fare scelte, come dicevamo prima, scellerate, forse riprenderemo anche noi ad immigrare. Io sono nata in Nuova Zelanda e inizio a pensare che questo paese, se continua a fare scelte di questo genere, ci rimette sulle navi. Mi dispiace dirlo, esattamente come abbiamo fatto all'inizio del secolo, del 1900. Ho l'impressione che qui, non lo so, si pensa che gli imprenditori abbiano la forza per continuare a contrastare nemici, perché a questo punto questa è proprio, ci troviamo di fronte a una realtà che io non lo so, oltretutto a favore della Cina, è una cosa folle, lo sappiamo tutti. Si fanno le decisioni nei palazzi della politica senza tenere conto di quella che poi è la realtà sul territorio, nelle aziende? Assolutamente, guardi, io ogni tanto sento dei commenti fatti proprio dal mondo politico che si capisce che delle imprese non sanno proprio nulla. Ecco, io sono stupefatta perché queste scelte vanno prese insieme alle associazioni di categoria e vanno ragionate. Sappiamo tutti che il mondo è in trasformazione, bisogna farlo nei tempi giusti, salvaguardando il benessere del nostro popolo, perché di questo che stiamo parlando, stiamo mica parlando delle aziende che chiudono, stiamo parlando dei posti di lavoro, migliaia che verranno meno. Mi devono spiegare come intendono risolvere questo problema. Facciamo un'altra partita del reddito di cittadinanza? Non lo so. Veramente siamo di fronte a scelte scellerate a 360 gradi. Presidente, a proposito di aziende, nel 2022 si sono risolte due crisi aziendali molto importanti, quella dell'ACC e di Ideal Standard. Confindustria era proprio presente a tutti i tavoli. Adesso si apre il nuovo fronte, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, ed è quello di Safilo. La mobilitazione sul territorio è generale. Qual è la preoccupazione? Se c'è la preoccupazione, immagino di sì, di Confindustria. Guardi, è sicuramente una fase delicata, però come abbiamo fatto per ACC e Ideal Standard saremo presenti su tutti i tavoli per una soluzione a favore del territorio e dei dipendenti. Però io ci tengo a sottolineare, e lo ripeto, l'ho detto anche l'altro giorno, l'occhialeria, così come tutto il manifatturiero bellunese, non è affatto in crisi, anzi Belluno è tra le province più manifatturiere d'Italia, lo voglio ricordare, e l'export è in aumento, per cui l'occhialeria poi è tra i comparti che cresce di più, per cui io non sono preoccupata per il distretto, per il bellunese. Sicuramente c'è un'azienda in crisi, ma abbiamo dimostrato che il territorio può ricollocare questi lavoratori e questo, credetemi, è la cosa più importante. A proposito di occhialeria, l'appuntamento del Mido, sempre un appuntamento di riferimento, poco più di 2 settimane fa, avete presentato il progetto Open Innovation all'interno della Dolomiti Innovation Valley. Di cosa stiamo parlando, Presidente? Beh, come vede continuiamo a lavorare su tutti i fronti. L'obiettivo è quello di creare una grande piattaforma di innovazione per le occhialerie, mappando i fabbisogni e mettendo in contatto impresa,
con università e centri di ricerca. È un progetto ambizioso, molto ambizioso, però è già iniziato ed è maturo, i tempi sono maturi, e nel corso di Mido abbiamo anche lanciato un marchio uniformato a quello delle nuove Dolomiti Bellunesi, dove la bellezza deve soprattutto essere anche innovazione, perché sarà l'innovazione ad essere l'elemento importante per lo sviluppo delle nostre imprese e per il futuro. Quello che lei dice, l'occhialeria non è in crisi, ed è un messaggio che potrebbe proprio passare nella vetrina delle Olimpiadi. Questo probabilmente non c'è scenario migliore per rilanciare questo messaggio a livello internazionale. Guardi, io le dico, non solo, io ho dovuto commentare anche qualcuno che ha detto, parlando della crisi di Safilo, che la testa non è più nel territorio. Allora io dico attenzione, benvengano gli investimenti sul bellunese, benvengano. Io ricordo che non c'è solo Safilo, ci sono tantissime altre aziende che sono di fondi o di imprenditori che non sono del nostro territorio, e al contrario di quello che dice qualcuno, io sono convinta che questa è la dimostrazione che questo territorio vale molto, ha dei lavoratori che sono ricercati ovunque, e soprattutto se si continua a investire in questo territorio, a me sinceramente posso dirle, se lo fa un europeo piuttosto che un asiatico, l'importante è la serietà di chi arriva qui. L'unica differenza che c'è tra l'imprenditore del territorio e l'imprenditore che viene da fuori, se c'è una differenza c'è se manca la serietà, e questo succede anche non solo facendo arrivare gente da fuori, ma anche al nostro interno. Per cui facciamoci un bel esame di coscienza e ringraziamo chi viene a investire in questi territori, e io mi auspico e mi auguro che ne arrivino ancora proprio il contrario di quello che si dice o che spesso si dice. Spesso si vuole anche dire, probabilmente con chissà che obiettivo. Presidente, questa per voi è stata una settimana difficile e dolorosa per la scomparsa di Giovanni Viel, giornalista sportivo e da 40 anni in Confindustria. Ma Giovanni è stato un pilastro per la nostra associazione, in particolare come direttore del CIPA. Giovanni è con noi dal 1983, un uomo straordinario, ironico. L'altro giorno dicevo a Donatella, sua moglie, per me come presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Giovanni è stato uno scudo, perché fare la donna presidente, credetemi, non è sempre facile, e avere intorno uomini come Giovanni per me ha fatto la differenza. E poi l'idea di non sentire la sua voce raccontare le Olimpiadi del 2026, questo è il dolore più grande, perché nessuno come lui l'avrebbe fatto bene. Ci mancherà Giovanni, ci mancherà tantissimo. Presidente, l'ultimissima domanda d'obbligo, la nomina ieri da parte del ministro Urso di Andrea Zoppas, Veneto, DOC, a capo, presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Ma guardi, è chiaro che è una nomina che a noi veneti fa solo tanto piacere. Matteo lo conosco bene, Matteo Zoppas è un imprenditore importante, è una persona che conosce i problemi del paese e sicuramente sarà un eccellente presidente dell'ICE. Io gli faccio le congratulazioni, e sicuramente avere un presidente veneto in un tema così importante, il Made in Italy, per noi è importantissimo. Per cui buon lavoro Matteo, e buon lavoro a noi, alle nostre collaborazioni che saranno importanti. Presidente, grazie davvero, come sempre importantissime le sue riflessioni, abbiamo toccato tantissimi temi, conto di tornare con altri argomenti da discutere presto insieme a Laurent Berton, Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Grazie davvero Presidente e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi. Grazie davvero, e questo insomma il punto. Siamo partiti con l'analisi della notizia della giornata, il decreto legge sul super bonus, tanti temi che abbiamo affrontato, e quello è il messaggio diretto che è arrivato dalla Presidente Berton: l'occhialeria non è in crisi, è un settore in crescita, e questo deve essere il messaggio da far arrivare. E adesso parliamo del grande fiume, parliamo del Po, parliamo dell'allarme siccità. È un allarme che in questi giorni viene rilanciato da più parti. Abbiamo visto fiumi con livelli bassissimi, laghi, il lago di Garda che è praticamente in secca, insomma è una situazione che preoccupa, e allora andiamo proprio lì, andiamo sul grande fiume. Saluto, lo ringrazio davvero per essere con noi, lo ritroviamo, il presidente del Parco Delta del Po, Moreno Gasparini. Presidente, grazie per essere con noi, ben ritrovato, e sindaco naturalmente di Loreo. Buongiorno. Buongiorno, opportunità. Sindaco, come sta il grande fiume? Lei ha già anticipato, sono momenti già difficili, essendo all'inizio, non ancora inizio della primavera, dovremo affrontare primavera e la stagione estiva con già uno scenario preoccupante, perché continua a non piovere. Abbiamo vissuto l'anno scorso, il 2022, con tutto quello che tutti ormai noi sappiamo: una grande siccità, un livello che si è abbassato notevolmente rispetto a quello che erano lo standard minimo degli altri anni, proprio per la mancanza di precipitazioni, e non solo, il cuneo salino del mare è risalito per oltre i 20-25 chilometri entro quello che era il fiume Po, e quindi un doppio danno, oltre a quello della scarsità dell'approvvigionamento dell'acqua per quanto riguarda le irrigazioni di tutta la pianura padana, e soprattutto quella che porta verso il mare, che è la più bassa, ma soprattutto il cuneo salino ha non permesso di pescare quello che c'era, nel senso che l'acqua salata non è possibile, non ha la disponibilità di essere utilizzata sotto il punto di vista di irrigazione, perché superava dei parametri che andavano a intossicare le piante per l'irrigazione. In primis mi sembrava di aver capito già l'anno scorso la soia, che era la più delicata, la più sensibile alla salinità dell'acqua. Quindi problemi enormi che dobbiamo e non possiamo non farne conto e non metterci attorno a un tavolo per capire come gestire tutta la situazione. Adesso ci sono evoluzioni su questo che riguardano soprattutto le tecnologie del sistema di irrigazione, per cercare di centellinare, per cercare di utilizzare al meglio l'acqua disponibile, però il problema esiste e c'è. Siamo a febbraio e già iniziamo a capire che l'anno 2023, stagione 2023 per quanto riguarda l'agricoltura, e non solo, perché lo squilibrio delle precipitazioni nella pianura padana, e come abbiamo visto, avete capito tutti che la parola cambiamenti climatici adesso ha un significato, adesso ha un suo peso, e deve essere un peso che ci deve rendere consapevoli che dobbiamo intraprendere un percorso diverso. Tanto per non farci dormire sonni tranquilli, le piogge non arriveranno sulla pianura padana almeno fino al prossimo giovedì. L'alta pressione continua ad imperversare e quindi continua questo tempo stabile e primaverile. Presidente, quello che lei ci ha raccontato della situazione, in qualche modo, io ricordo, ce l'aveva parlato l'estate scorsa e aveva fatto specie, ma eravamo in estate si presuppone che ci possa essere un problema di siccità. Averlo il 17 di febbraio, le chiedo se erano già verificate situazioni simili in pieno inverno. Assolutamente no, perché noi stiamo vivendo qui da noi nel Delta del Po, stiamo vivendo un periodo di siccità anomalo. Non c'è stata in montagna poca neve, e qui da noi assolutamente precipitazioni che d'inverno, non dico la neve qua, però le piogge, ma assolutamente precipitazioni mancate. Quindi la situazione è molto allarmante, proprio perché giustamente, come diceva lei poc'anzi, già siamo a febbraio a notare quello che è la situazione della siccità. L'anno scorso l'abbiamo visto durante l'estate, perché comunque in primavera c'era stata una precipitazione, anche se limitata rispetto alla media annuale degli anni precedenti, dal 2021
all'indietro. Oggi stiamo vivendo una situazione che andremo a chiudere i primi 3 mesi dell'anno con precipitazioni molto molto inferiori a quello che è la media, quindi in prospettiva il fabbisogno dell'estate sarà molto molto critica. Siccità, e poi lei giustamente indicava il cuneo salino che è un problema proprio per tutto quello che è il comparto dell'agricoltura. Come si fa fronte in questo momento? E poi, vabbè, le faccio dopo la domanda per l'estate, perché insomma immagino che le preoccupazioni non siano poche. Guardi, in questo momento non abbiamo grandi problemi, perché quanto riguarda il discorso delle coltivazioni è tutto bloccato, nel senso che è ancora presto, però lei capisce che quando inizia la primavera e gli agricoltori, il mondo agricolo inizia a lavorare nei campi, si inizia ad aver bisogno di acqua. Oggi, come ripetevo prima, oggi siamo già in un allarme in anticipo rispetto al 2022, perché oggi l'acqua che ci doveva essere e ci dovrà essere non ci sarà. Il cuneo salino è il nostro grande problema oggi, soprattutto verso il delta del Po, perché più le precipitazioni mancano e più c'è abbassamento del livello del Po verso il mare, e più il mare entra dentro il Po. E voi sapete cosa vuol dire avere acqua salata al posto di acqua dolce. Vuol dire avere un'acqua che, anche se poca, non è utilizzabile. Già si ipotizza questo, che possa esserci un razionamento dell'acqua per cercare, per l'estate naturalmente sto parlando, ricordo che si era ipotizzato questo anche la precedente estate, poi in qualche modo si è riusciti ad evitarlo, ma questa potrebbe essere l'unica soluzione per riuscire a dare risposte a tutti, soprattutto all'agricoltura, altrimenti rischiamo di avere davvero una produzione che non riuscirà nemmeno a partire, se non ad essere portata avanti nel corso dell'estate. Guardi, lei ha toccato il punto nevralgico, nel senso che da una parte il mondo agricolo, attraverso quelli che sono gli strumenti tecnologici, deve far proprio un sistema di utilizzo dell'acqua più centellinato, sia da quello che è la distribuzione nei campi e nell'agricoltura anche particolare, come abbiamo qui nel delta del Po, ma anche un lavoro fatto con i consorzi di bonifica, che sono il nostro punto di riferimento per quanto riguarda le irrigazioni. Dall'altra bisogna che ci sia, e deve esserci, già io lo dissi l'anno scorso, ma non ho scoperto l'acqua calda, nel senso, proprio parlando di acqua, non ho scoperto niente, ma ci deve essere una concertazione fra le regioni. Non possiamo arrivare a quest'estate dove l'ultimo pezzo del fiume Po e l'ultimo pezzo del Adige non hanno acqua, perché le regioni a monte hanno trattenuto, giustamente magari per i loro fabbisogni, hanno trattenuto quell'acqua che si poteva condividere e concordare nell'utilizzo, sempre ottimizzando tutto quello che è l'ormai poca acqua rispetto al flusso d'acqua che c'erano negli anni passati. Quindi c'è una concertazione fra i consorzi di bonifica, fra le regioni, quindi c'è un aspetto politico che va messo sul tavolo, c'è un aspetto tecnico che è quello di concertare i consorzi di bonifica delle varie regioni di cui l'asse del Po e l'asse dell'Adige fanno parte, per cercare di coordinare, ivi compreso anche le associazioni di categoria, ma di far coordinare quello che è il fabbisogno di queste aree e di cercare di ridistribuirlo senza dire questo è il mio giardino, mi chiudo in casa e mi tengo la mia acqua. Non deve essere così, perché altrimenti qualcuno continua ad andare avanti e qualcuno muore. Ci sono poi le conseguenze su quello che è il patrimonio della flora e della fauna, soprattutto di quella zona. Assolutamente sì, lei sa che noi siamo titolari del riconoscimento del MAB UNESCO per quanto riguarda la nostra area del Delta del Po e portiamo con noi anche l'area del Delta del Po emiliano proprio per questo riconoscimento internazionale. E qui se ci sono questi riconoscimenti, ci sono queste caratteristiche e queste condizioni, significa che il Delta del Po non ce lo siamo inventati noi, ma l'hanno riconosciuto a livello internazionale, che è uno scrigno di biodiversità sotto il punto di vista di fauna e flora. Quindi anche su questo fronte abbiamo e avremo delle peculiarità messe a rischio, perché soprattutto il discorso della fauna, il discorso delle colture nei campi, e senza dimenticare poi che abbiamo 1600 famiglie che lavorano col mondo della pesca professionale, quindi è tutto un sistema di equilibrio che va
sempre in continuazione, tenuto d'occhio, tenuto sotto osservazione, ivi compreso quello che è il sistema acqua e il sistema fluviale, perché se viene a mancare l'acqua, oltre a quello che è già mancata l'anno scorso, ma viene a mancare l'acqua maggiormente anche quest'anno, andremo veramente incontro a parametri di, non dico di blocco, però assolutamente di sofferenza su veramente tanti fronti, compreso poi dopo di conseguenza anche quello turistico. Sì, appunto, perché insomma lei giustamente ha fatto riferimento alla pesca, perché poi una situazione del genere rischia di mettere a rischio anche la sopravvivenza proprio del mondo sottomarino e quindi poi di tutto quello che viene pescato. Assolutamente sì, lei deve pensare che il nostro grosso lavoro è quello della vongola e della cozza, oltre a non dimenticare le eccellenze come quella dell'ostrica rosa nella sacca di Scardovari, ma se lei pensa che abbassandosi l'acqua dolce, voi sapete che tutte le lagune e le valli in cui vengono lavorati questi molluschi hanno un equilibrio intrinseco che è quello della salinità o meno dell'acqua. Torniamo al discorso del cuneo salino: meno acqua dolce c'è per mescolare le lagune e più acqua salata entra dal mare in questi allevamenti. Significa scaldare l'acqua e significa, oltre il livello più abbassato, ma significa portare una salinità alta, e quindi come ne soffre la pianta nel campo dall'agricoltore, ne soffre anche l'allevamento della cozza della vongola nelle valli e nelle lagune. E quindi un problema che ci appare a tutti noi a 360 gradi, perché tutti i settori economici di questo territorio vengono toccati negativamente. Assolutamente sì, è un quadro davvero difficile, drammatico sotto certi punti di vista, ma cerchiamo di sorridere, di vedere anche le cose positive, perché insomma sempre più quel territorio ha una propensione turistica per un turismo green, ecosostenibile, dove si punta molto sul cicloturismo. Proprio qualche settimana fa una nuova inaugurazione, un nuovo taglio del nastro, insomma nonostante le difficoltà, però la vostra proposta proprio ai turisti si rinnova sempre di più. Assolutamente sì, lei ha toccato il nostro fiore all'occhiello, oltre a quello delle specialità enogastronomiche del territorio, della pesca, dell'agricoltura di eccellenza, che noi ne siamo portatori convinti di questo. Sta crescendo sempre di più la consapevolezza che siamo un territorio sotto il punto di vista turistico eccellente. Prima ho sentito parlare la Presidente di Confindustria Belluno, che si parlava della montagna come spazi aperti per i nuovi turisti, per la nuova mentalità di fare turismo ambientale. Il Delta del Po, noi stiamo mettendo sul territorio centinaia di chilometri di piste ciclabili attraverso quelle che sono tutte le molteplici piste attorno all'Adriatica e all'Avento, per poter dare un prodotto turistico che adesso il turista sceglie e vuole sempre di più, che è quello del turismo in mezzo all'ambiente, di quello del mangiar sano, del mangiar bene, di essere a contatto con la natura. Queste sono già caratteristiche che noi abbiamo, ci stiamo credendo molto, sia i comuni del Delta del Po, ma anche tutto quello che è il nostro tessuto delle partite IVA, degli operatori turistici, perché voi sapete che abbiamo Rosolina Mare, Baricate, Porto Levante come fronte mare per quanto riguarda la proposta turistica balneare di stagione estiva, ma tutto dietro c'è un parterre di sinergie che è fatto dalle, chiamiamole piste fluviali per la navigazione interna, e le piste ciclabili con la bicicletta, e stiamo mettendo in piedi attraverso anche fondi comunitari tutta questa rete di piste, io le chiamo anche di proposte turistiche a largo raggio. Insomma, l'unica cosa adesso è guardare il cielo e sperare che arrivi la pioggia per ridare anche a chi verrà quell'aspetto consueto che ha tutto quel territorio, perché per il resto voi siete pronti ad accogliere i turisti. L'importante è che Madre Natura ci aiuti da questo punto di vista, Presidente. Assolutamente sì, noi ce la stiamo tutta, dovremmo guardare senz'altro in cielo e che speriamo che piova, però non possiamo aspettare la pioggia, che abbiamo capito che il sistema clima a livello mondiale sta cambiando. Ci dobbiamo non adeguare, ma ci dobbiamo mettere nelle condizioni di affrontare il futuro anche su questo fronte. Guardiamo il cielo, ma non stiamo fermi, non dobbiamo essere supini a aspettare
che la pioggia arrivi perché facciamo un balletto o meno. Deve essere assolutamente concertato quello che ho detto prima. Dobbiamo muoverci e capire quali strade ci devono essere, se non altro nell'immediato, perché poi dopo tutto quello che è il sistema acqua deve essere ridisegnato e ricostruito sotto un punto di vista anche di salvaguardia territoriale. Dobbiamo pensare che verso queste situazioni sarà la nostra normalità del futuro, quindi dobbiamo adeguare, aggiustare e misurare il nostro territorio su quello che ci sta venendo avanti, altrimenti noi siamo perdenti. Dobbiamo affrontare queste sfide sotto il punto di vista di approvvigionamento dell'acqua e sotto tutti i punti di vista di quello che questo territorio può dare al turista. Anche perché insomma ormai i segnali ci sono chiari a tutti e non c'è più tempo da perdere perché l'emergenza è dietro l'angolo, l'abbiamo capito. Grazie davvero, grazie al sindaco di Loreo, presidente del Parco Delta del Po, Moreno Gasparini. Presidente, io le do appuntamento tra qualche mese per capire com'è la situazione, sperando davvero che sia in miglioramento. Grazie davvero intanto per averci dato questo quadro. Buon lavoro Presidente, buona giornata, grazie ancora. Assolutamente sì, saremo tra gli ospiti del Parco Delta del Po per ammirare le bellezze di questo territorio. Grazie davvero al Presidente Gasparini. Adesso io torno a Treviso da Cristian Arboita con Nicoletta Rizzetto. Ce l'aveva detto che si sarebbero spostati alla scuola presa d'attacco, presa di mira dai Novax la scorsa notte. Ce l'aveva anticipato con delle foto insieme al comandante Andrea Gallo. Adesso le possiamo vedere e dall'anteprima che ho visto sono davvero scritte gigantesche che si vedono a diversi metri di distanza. Ci chiediamo che come sia stato possibile così indisturbati ad agire. Insomma, ci aggiorna in diretta il nostro Cristian Arboit da Treviso. Esattamente così Francesca, con Nicoletta Rizzetto ci stavamo chiedendo proprio questo, come è stato possibile scrivere appunto imbrattare in questo modo la parete della scuola. Ci troviamo in via Paludetti, questa è la scuola primaria Rambaldo degli Azzoni, questa è la parete vandalizzata, sarà una scritta di 3,5 metri, 4 metri, quindi o l'utilizzo di una scala o francamente non lo sappiamo, anche perché insomma siamo in una zona residenziale, tutto attorno ci sono delle case, l'obiettivo, la scuola è sorvegliata, c'è anche la sicurezza privata, ci sono anche delle telecamere in zona, però insomma quello che vedi è una scritta dalle dimensioni davvero considerevoli, scritte cubitali, così le ha definite anche il comandante Andrea Gallo poco meno di mezz'ora fa ai nostri microfoni, ma tutta la scuola è vandalizzata, tutto. Anche le pareti che si trovano fuori dall'obiettivo della telecamera di Nicoletta, scritte appunto Novax, Vax, infarti, bambini, poi il simbolo appunto dei Novax, questa scritta, questa doppia V. Stando indagando i carabinieri, questo te lo posso confermare, e ovviamente si sta cercando anche di acquisire i nastri delle telecamere che sono a disposizione del comune, della polizia locale e delle forze dell'ordine in genere. Questa mattina c'è stato molto stupore da parte degli operatori e infatti ci si chiede anche se si possa procedere oltre che per danneggiamento anche per interruzione di pubblico servizio, perché appunto questa mattina ci sono stati dei disagi in entrata. Al momento non siamo stati autorizzati, Francesca, appunto dalla dirigente scolastica, non possiamo entrare, ma insomma c'è poco da fare. Le scritte si vedono anche qui dai cancelli e sono appunto inequivocabili. Io con Nicoletta Rizzetto da via Paludetti, siamo nel quartiere di San Giuseppe, Cristian, mi restituirei la linea in attesa appunto di capirne di più. Sì.
Diventerà anche complicato poi ripulire quelle scritte, quelle più piccole che abbiamo visto nel tuo precedente collegamento verso l'ingresso della scuola sono più gestibili, ma insomma quindi ci sarà anche un costo proprio economico che si dovrà sostenere per ripulire quelle scritte così enormi che insomma sono ben visibili, non è necessario entrare per rendersi conto della grandezza di queste scritte. Questo è uno dei temi, è un danneggiamento effettivo questo, perché appunto ci sono queste scritte anche violente, insomma, con termini morte, infarti su un edificio pubblico, su una scuola primaria, e qua insomma sono parecchie migliaia di euro. Ora non me ne intendo, non ho ovviamente il preventivo sotto mano, però insomma lo potete vedere. Qui appunto bisogna utilizzare anche un'impalcatura, insomma ci sono dei costi, ci saranno dei costi inevitabili per il comune, quindi insomma le indagini stanno procedendo e vediamo se si risalirà ai colpevoli. È chiaro che qua non è una bravata questa, è del tutto evidente. Sicuramente non sono dei ragazzini ad aver fatto un'opera del genere, se di opera si può parlare. Cristian, grazie davvero per questo nuovo collegamento, questo aggiornamento necessario. Grazie a Cristian Alboite, grazie a Nicoletta Rizzetto, naturalmente buon lavoro per il proseguo della giornata. Torniamo alla cronaca e ritorniamo a parlare dell'incidente che è accaduto ieri lungo la Valsugana. Sono stati assistiti negli ospedali di Padova e Cittadella i feriti, e la Valsugana è una strada da sempre considerata da chi la percorre troppo pericolosa. Dopo l'ennesimo incidente lungo la Valsugana, ieri al confine tra Cittadella e San Giorgio in Bosco si riaccendono i riflettori sulla pericolosità della strada, sempre molto trafficata e arteria principale che collega la città di Padova con l'Alta Padovana e il Bassanese. Il bilancio del tamponamento avvenuto ieri all'ora di pranzo tra un camion e un furgone che ha coinvolto anche un pullman di linea di Bus Italia è di 9 feriti che sono stati portati negli ospedali di Cittadella e Padova. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni, ma il bilancio poteva essere ben più grave. Quando il camion ha urtato il furgone, il mezzo infatti è stato sbalzato sulla corsia opposta. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e si è evitata così la tragedia. Nell'incidente però è stata coinvolta una corriera che a quell'ora era piena di studenti che tornavano a casa da scuola. 6 passeggeri feriti, tra di loro ragazzi e pendolari. Ferito anche il conducente del tir e i 2 fratelli idraulici che invece erano sul furgone tamponato. Da anni si discute di risolvere il problema del traffico della Valsugana con la realizzazione di varianti, ma non è mai stato fatto nulla. Ieri, dopo l'incidente, il traffico ha subito rallentamenti per oltre 3 ore finché i mezzi non sono stati rimossi e l'asfalto ripulito dalle perdite di olio e dai rottami. E allora adesso andiamo a Cittadella con la nostra Vanessa Banzato insieme al sindaco proprio per raccogliere la preoccupazione di quei territori per la pericolosità della Valsugana. Buongiorno Vanessa e buongiorno al sindaco. Sì, buongiorno a voi da studio e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo assieme al sindaco di Cittadella Luca Pierobon a seguito proprio dell'ennesimo incidente stradale che si è verificato ieri lungo la Valsugana. Valsugana che, vogliamo ricordarlo, 47 Valsugana, è stata definita da tantissimi la strada killer perché purtroppo, soprattutto negli ultimi tempi, sono numerosissimi, sempre più frequenti gli incidenti stradali che si verificano, alcuni anche con esito mortale. Una situazione che sta preoccupando parecchio, soprattutto voi amministratori, sindaco. Sì, buongiorno a tutti. È un argomento che è sul tavolo delle amministrazioni comunali ormai da oltre 10 anni, nel senso che le amministrazioni comunali tutte continuano a trovarsi per cercare di trovare una soluzione al bypassare quella che è la statale 47, una statale importante che vede circa 40.000 veicoli al giorno che transitano appunto per questa strada e molti sono anche veicoli pesanti. Tenete conto che è la strada che congiunge praticamente Padova con l'Austria e la Germania, quindi
potete immaginare qual è il flusso commerciale importante. Quindi una strada molto pericolosa, perché comunque passa in mezzo a tantissime cittadine, a tantissimi paesi, con tantissime missioni laterali, e quindi è una strada che va rivista sicuramente sotto l'aspetto progettuale e va rivista soprattutto sotto l'aspetto economico, dove servono importanti investimenti, ecco, per migliorare quella che è la viabilità più importante dell'Alta Padovana e del Bassanese. Poi ricordiamo anche che la Valsugana è per un tratto statale, quindi diciamo così da Trento fino a Cittadella proprio, che fa un po' da spartiacque, è statale, e poi diventa una strada provinciale fino a Padova. Beh sì, esatto, e quindi gli enti interessati sono molti. Oltre all'ANAS c'è anche appunto la provincia di Padova. È anche vero però che gli amministratori si sono mossi negli ultimi anni per cercare di far passare anche il tratto che da Padova arriva fino a Cittadella, per farlo passare sotto l'ANAS, quindi farlo diventare statale. Per che motivo? Per avere una progettualità che sia unica e che possa essere appunto condivisa con le amministrazioni. E negli anni diciamo che il tratto Padova-Cittadella le amministrazioni sono riuscite a trovare un accordo su quale potrebbe essere un'eventuale viabilità alternativa. Nel tratto invece che parte da Cittadella e va verso Bassano, si sta ancora discutendo. Tra l'altro proprio la questione 47 Valsugana è al vaglio della Regione Veneto. Io ricordo l'assessora De Berti quando appunto ha dichiarato che questo tratto di strada va assolutamente preso in mano anche a livello regionale. Sul tavolo quindi al vaglio diversi studi. Voi amministratori siete stati messi al corrente degli sviluppi che ci sono fino ad oggi? Ma noi siamo stati convocati per vedere appunto un progetto che parte da Carpanè e arriva fino a Cittadella, quindi nel tratto dell'ANAS, dalla Regione Veneto, con ANAS presente. Ci hanno mostrato diverse ipotesi. Ad oggi noi abbiamo richiesto documentazione, perché i comuni effettivamente non hanno nulla in mano, quindi una documentazione progettuale che ci permette di valutare se questi percorsi sono effettivamente fattibili nel nostro territorio, perché potete immaginare cosa vuol dire una nuova strada in un territorio densamente urbanizzato come può essere Cittadella, Tezze, Rosà e Bassano del Grappa. Anche perché poi si pensava anche che la stessa pedemontana potesse creare un po' uno snellimento del flusso veicolare. Beh, la pedemontana sicuramente snellirà nel momento in cui ci sarà l'apertura totale appunto da Montecchio fino alla zona del Trevigiano, ma snellirà la statale 53, cioè quella che parte da Vicenza e arriva fino a Treviso. Noi dobbiamo far sì però che il traffico poi venga convogliato sulla nuova pedemontana, e quindi questa eventuale nuova viabilità realizzata dall'ANAS potrebbe portare appunto a scaricare gran parte del traffico anche sulla nuova pedemontana. È chiaro che l'investimento è un investimento milionario, ci parlano di decine di milioni di euro, se non centinaia, e quindi siamo agli albori di tutto. Anche perché tempi non se ne possono dare a oggi. Impossibile, non c'è nessun tipo di progetto, c'è un tentativo di studio di fattibilità che i sindaci ancora non hanno visto, anche perché poi i sindaci dovranno sedersi a tavolino tra loro e confrontarsi. Quindi noi con Tezze e con Rosà abbiamo scritto appunto all'ANAS che ci facciano avere i progetti per poter sederci a tavolino noi e ragionare sui nostri territori, e poi confrontarsi anche con i cittadini. È chiaro che qui si parla di sicuramente un bel po' di anni. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Cittadella Luca Pierobon e vi ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, grazie al sindaco, grazie ad Enzo Rigon per le riprese. Continuiamo con la cronaca, perché la notizia della baby gang individuata dai carabinieri di Vicenza, composta da 8 minorenni che hanno rapinato 4 coetanei, continua a fare discutere in città. Sul fenomeno delle baby gang sempre più frequenti e del bullismo abbiamo chiesto un'opinione ai cittadini, che hanno risposto in molti. L'isolamento da Covid e i telefonini hanno influito sul comportamento dei più giovani. A proposito delle baby gang, io dico sì, il Covid ha influito, ma senz'altro quello che influisce a creare le baby gang è il telefono, il telefonino. E i genitori che sono amici dei figli e non più genitori, quindi questo conta tantissimo. L'isolamento ha influito assolutamente. Più che altro io andrei sul bullismo a scuola, che lo vedo un po' una brutta cosa, e poi i bambini ovviamente si stanno chiudendo. Si stanno chiudendo anche per il fatto che bisogna sempre tenerli
Cioè non riescono più a relazionare con i suoi compagni per via del Covid. C'è un problema della società e penso che sia da discutere a livello sia politico che di valori, insomma, dei ragazzi e delle famiglie che devono stare di più probabilmente con i figli. Certo che è un problema dell'educazione, perché i genitori non sono sufficientemente responsabilizzati di quando hanno un figlio. Un cane è stato investito e ucciso nel Padovano, per l'esattezza Curtarolo. Non è riuscita ad evitare l'impatto e ha centrato in pieno il cane che improvvisamente le ha tagliato la strada. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Sant'Andrea, nella frazione di Santa Maria di Nona, a Curtarolo. Purtroppo per l'animale, un bellissimo esemplare di pastore tedesco di grossa taglia, non c'è stato nulla da fare. Il cane è deceduto sul colpo. L'auto ha subito danni, ma fortunatamente la donna alla guida è rimasta illesa, anche se sotto shock. Da una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, l'animale di proprietà di una famiglia che abita poco distante dal luogo dell'incidente è scappato di casa dopo aver vagato per circa 1 chilometro e improvvisamente attraversato la strada mentre sopraggiungeva l'auto, che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. La polizia locale ora deve verificare se ci sono state negligenze nella custodia dell'animale. È in aumento in Italia la circolazione del virus H5N1 dell'influenza aviaria tra gli uccelli selvatici, con il rischio che questi possano trasmettere il virus agli allevamenti avicoli. Emerge dai dati del Centro di Referenza Nazionale ed Europeo per l'influenza aviaria, ovvero l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il Ministero della Salute ha diramato pochi giorni fa una nota in cui si ravvisa la necessità di rafforzare la sorveglianza dei volatili selvatici e l'applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli. Questo dunque è l'allarme lanciato dal Ministero sul rischio influenza aviaria anche negli allevamenti del nostro paese. Voltiamo pagina, la vicenda di Marilena Rosada, già colpita da linfoma, le è stata prescritta una TAC a stretto giro per verificare alcuni sintomi insorti, ma il prossimo posto libero, quello più vicino, è per maggio. Per lei è troppo aspettare per quei sintomi che le fanno ricordare quando le è stata diagnosticata proprio la malattia. Sentiamo le sue parole. Io ho una TAC con prescrizione da 10 a 20 giorni, sono già passati 15 giorni e abbiamo telefonato anche stamattina, mi hanno detto a maggio. Marilena Rosada, combattiva oppositrice del quarto lotto della tangenziale, è alle prese con una battaglia che riguarda questa volta la sua salute. L'ostacolo è uno specifico esame, una TAC, che lei vorrebbe poter eseguire al più presto, come da prescrizione medica, avendo già avuto un linfoma e temendo che i sintomi che si sono presentati ora siano quelli di una recidiva. All'inizio della pandemia mi sono ammalata, avevo un linfoma non Hodgkin e adesso da 1 mese e mezzo sto male. Il problema è che devo fare una TAC con contrasto. Sono andata anche lunedì al pronto soccorso perché non respiravo e mi hanno rifatto i raggi e hanno trovato una polmonite con versamento come l'avevo quando avevo il linfoma. Però non mi hanno ancora fatto la TAC. Io sto male, tanto male, non respiro e devo sapere se ho di nuovo il linfoma per potermi curare in tempo se dovesse essere. È un problema complessivo, dice, quello delle liste d'attesa e della carenza di medici e personale sanitario. Io ho vissuto tutta questa cosa con la pandemia e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Vorrei anche fare un appello anche al sindaco di Treviso e ai sindaci che stanno facendo campagna elettorale. Mettetevi una mano sul cuore e sulla coscienza. Voi litigate, mandate le frecciatine, dovete ascoltare le persone, perché ci sono cose veramente importanti. La salute è la cosa più importante. La pedemontana poteva anche non essere fatta, risparmiare 10 minuti, un quarto d'ora, si può alzarsi prima alla mattina, ma non trovare il posto in ospedale, non poter essere curati, le liste d'attesa così lunghe, non è giusto. Gli stessi medici di base, conclude, oberati di assistiti e intimoriti dal poter essere accusati di prescrivere troppi accertamenti, non ce la fanno più.
Sarà sempre peggio, quindi i soldi vanno messi sulla sanità prima di tutto. Continuiamo a parlare di sanità con il punto sulle liste d'attesa a Padova. Nei giorni scorsi l'assessore Lanzarini aveva presentato i dati su quelle che erano le prestazioni sospese a causa del Covid e recuperate, ed erano circa l'83%, 85% nel padovano recuperate, ma si stanno già accumulando ritardi per quelle di quest'anno, del 2023. 252 prestazioni in attesa in fascia C, dunque con priorità 90 giorni, 242 per la fascia D, 30 giorni, 27 in fascia B, 10 giorni. A 24 ore dalla conferenza stampa convocata dalla Regione per dare conto di come si sia mossa la macchina sanitaria per recuperare le migliaia di prestazioni prescritte dai medici di medicina generale ancora galleggianti, Padova diffonde i suoi numeri. Se, dato regionale, è stato recuperato fino ad ora l'87% delle visite ancora in sospeso, a preoccupare i sindacati sono però i numeri accumulati già nei primi mesi del 2023, che raccontano di un sistema ormai cronico di assistenza dovuto alla carenza di personale e alla mancanza di programmazione. Noi possiamo solo confermare che la vera causa è l'assoluta mancanza di professionisti. Noi non abbiamo visto una mancata programmazione sul mercato del lavoro di medici, infermieri e professionisti sanitari, adesso ne stiamo pagando le spese. La sanità pubblica, in particolare quella padovana, quando si è coordinata per far fronte alle emergenze è sempre riuscita a dare risposte importanti, per cui auspichiamo sicuramente un grande coordinamento fra le tre aziende importanti che abbiamo sul territorio. La frammentazione delle attività, che a Padova sono gestite da ULSS 6, azienda ospedaliera e IOV, in maniera autonoma, secondo Turato, segretario della funzione pubblica padovana, è anche in parte responsabile dell'incapacità del sistema di sopperire a tutte le richieste degli utenti. Adesso abbiamo una grande emergenza, come è stato detto da più parti, sull'oculistica, la dermatologia, questo e tutto l'aspetto degli screening. Ecco, riteniamo oltretutto che comunque vada fatta una programmazione non solo sulla parte medica, ma vanno valorizzate un po' tutte le professioni sanitarie, anche valorizzando l'apporto economico. E poi la valorizzazione, cioè oggi un'ora straordinaria viene pagata 10 euro. E dopo l'analisi della Regione sulle liste d'attesa, sulle prestazioni recuperate, interviene la CGIL. Non sta più in piedi la necessità di extra budget al privato accreditato. Dopo i dati resi noti dalla Regione sulle liste d'attesa e le prestazioni sospese a causa del Covid e recuperate, pari all'83%, la CGIL regionale fa un'analisi di quella che è la situazione dal punto di vista dei pazienti e del personale sanitario. Il sindacato plaude al lavoro fatto dal sistema pubblico, che per raggiungere questo traguardo si è avvalso anche del privato accreditato, ed è qui che arriva la prima considerazione della Confederazione. Alla luce proprio dei risultati raggiunti, per la CGIL è necessario mettere un freno all'extra budget, perché la conseguenza, spiega Todesco, è che si acceleri ulteriormente la fuga dei camici bianchi dal pubblico verso il privato. Più extra budget diamo al privato e più il privato viene a portarci via il personale. Quindi lì andrebbe stoppata anche la delibera che prevede l'extra budget in maniera automatica. Ma la segretaria della FP CGIL punta l'attenzione su un altro aspetto. Dalle slide presentate dalla Regione si vedono i numeri delle prestazioni erogate dal sistema pubblico e dal privato, spiega Todesco, ma non il valore tariffario. Quante risorse il privato accreditato sta prendendo dal Fondo Sanitario Regionale. E per la CGIL nel computo delle prestazioni da recuperare andrebbe fatta un'approfondita analisi sull'appropriatezza delle prescrizioni. Non abbiamo un'indagine molto chiara su quella che è la richiesta di prestazioni, cioè anche l'appropriatezza delle prestazioni. Quindi dentro questo mare di richiesta finiscono prestazioni necessarie, urgenti, con prestazioni che potrebbero essere tranquillamente rimandate o addirittura non fatte. C'è anche un tema di verifica della richiesta di prestazioni. Questo è fondamentale per non fare una pressione fortissima sul Servizio Sanitario Nazionale.
Voltiamo pagina. 4 milioni e 400 mila euro dai fondi del PNRR andranno a finanziare i progetti del territorio relativi al sociale. Siamo a Vicenza, dalla disabilità alle famiglie vulnerabili all'autonomia degli anziani. L'accordo è stato raggiunto tra Comune di Vicenza e ULSS 8. Ce ne parla in diretta, la vedo, buongiorno, la nostra Luisa Bertini, che è in compagnia dell'assessore alle politiche sociali Marco Zocca. Buongiorno Luisa e buongiorno all'assessore. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Marco Zocca, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Vicenza, perché oggi è stato siglato un importante accordo tra l'ULSS 8 e il Comune, o meglio i 37 comuni del bacino, 4 milioni e 400 mila euro che andranno a finanziare dei progetti PNRR, quindi rivolti al sociale, che riguardano diversi ambiti. Ce ne parla? Certo, oggi è stato firmato un accordo anche unico nella Regione Veneto, perché vede in collaborazione i 37 comuni dell'ambito VEN6, di cui Vicenza è il capofila, e accanto a noi c'è l'ULSS 8 Berica. Quindi c'è un accordo sociale e sanitario. Sono più di 4 milioni e 400 mila euro, riguardano 4 progetti molto importanti. C'è un progetto che si rivolge alle famiglie e ai minori, quindi un progetto che andrà a tutelare il distacco, il mantenimento del bambino all'interno delle proprie famiglie. 2 progetti che riguardano gli anziani non autosufficienti, sia per quanto riguarda la dismissione ospedaliera, sia per quanto riguarda l'aggiornamento degli immobili e delle case dove loro devono vivere. L'ultimo è un importante progetto sulla disabilità, riguarderanno quindi una sedicina di disabili e verranno messi all'interno di luoghi dove potranno vivere in modo autonomo e cercare di lavorare sempre in modo autonomo. Ecco, c'è l'accordo, quali sono le tempistiche per realizzarli? La tempistica, come ogni missione e progetto del PNRR, ha una scadenza finale che è il 30 giugno 2026. Per quanto riguarda la disabilità, la convenzione è già firmata. Noi abbiamo fatto un protocollo con Atter al fine di individuare gli appartamenti necessari per dar sviluppo, e quindi penso che all'interno del fine anno questa parte avrà vita. Gli altri accordi sono già stati presentati giù al Ministero. Ritengo che a breve arriverà la convenzione e quindi appena avremo la convenzione andremo ad attuarli velocemente. Ecco, io ringrazio l'assessore Marco Zocca e restituisco la linea a voi a studio. Grazie a Luisa Bertini, grazie all'assessore Zocca. Noi adesso ci fermiamo, c'è il meteo, poi qualche minuto di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione non stop, clima eccezionalmente mite e assenza di piogge. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 17 febbraio. Sul Veneto di mattina avremo nebbie anche fitte e localmente persistenti un po' per tutto l'arco della giornata. Cielo nel complesso poco nuvoloso sui restanti settori. Questa combinazione favorisce lo smog che resta così imprigionato negli strati più bassi dell'atmosfera. Temperature stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra i 7 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo da nuvoloso a coperto per nubi basse inizialmente. Su bassa pianura e costa al mattino saranno probabili foschie o banchi di nebbia, più sole invece a seguire. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nubi con addensamenti più consistenti, specie sui settori settentrionali della regione. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 14-16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, continuiamo a parlare di economia perché nonostante l'impennata del prezzo dell'energia e delle materie prime il sistema veneto sta reggendo l'urto. È l'osservatorio regionale della CNA che disegna un quadro nel quale diverse aziende sono riuscite ad adeguarsi ai problemi incontrati nel corso dell'anno. I dati dimostrano che il sistema veneto delle piccole imprese ha comunque dimostrato resistenza, capacità di resilienza, come si usa dire adesso in questo periodo, perché nonostante le difficoltà, come si diceva, nonostante questi elementi esterni che vanno a impattare sull'attività delle aziende, comunque sono riusciti a riguardare il proprio interno, anche il sistema produttivo, per gestire al meglio i costi e quindi per poter rimanere attivamente nel mercato. Inflazione all'8,5%, aumento del 143% dell'energia elettrica e del 137% del gas naturale. Dopo la crisi del Covid, gli ingredienti per una nuova tempesta economica c'erano tutti, eppure, secondo l'Osservatorio Economia e Territorio della CNA, il sistema delle piccole e medie imprese venete ha retto. Le difficoltà non mancano, ma il quadro generale è meno peggio di quello che ci si aspettava. L'export, poi gli investimenti, anche il PIL stesso ormai è tornato ai livelli pre-pandemia, e mentre per quanto riguarda un fattore importante per l'economia veneta come il turismo siamo sostanzialmente prossimi a raggiungere il livello del 2019. E le prospettive ci danno a livello macroeconomico un PIL del Veneto che è comunque in crescita nel 2023, dopo un dato tutto sommato positivo nel 2022. Ovviamente questa crescita è sempre in sospeso per gli accadimenti geopolitici. Una delle caratteristiche vincenti del Veneto è probabilmente la cosiddetta flessibilità d'impresa che hanno dimostrato soprattutto le piccole aziende, vale a dire la capacità di adattarsi alle nuove situazioni e adeguare la produzione. Nuove situazioni che non finiscono mai. L'ultima è lo stop dell'Europa alla vendita di auto a benzina e diesel nel 2035. Il Veneto è una parte molto importante della lavorazione dell'automotive, ma anche del campo dei servizi legati a questa filiera. Non capiamo per quale motivo sia fatta questa scelta di non andare dentro a una dinamica di neutralità tecnologica, perché sappiamo che alla testa e alla coda di tutto questo processo noi non governiamo, perché la Cina sicuramente avrà un'azione dominante e da questo punto di vista dobbiamo capire come Europa come ci posizioniamo. Insomma, questo è il quadro della situazione, ci sono tante partite aperte nel mondo economico, le abbiamo affrontate prima anche con la Presidente di Confindustria, Belluno Dolomiti Loren Bertone, abbiamo commentato la decisione, il decreto legge sull'ecobonus 110%, ma c'è poi quella che è la presa di posizione a livello europeo per l'abolizione dei mezzi a benzina e diesel entro il 2035, ma è un tema che fa discutere, abbiamo detto a livello politico, ma non solo, perché sono tante le perplessità. La strada è segnata. L'addio dell'Europa ad auto e furgoni nuovi a benzina e diesel dal 2035 è stato ufficializzato dalla Commissione europea. Una decisione che divide i vicentini. Il governo si è già detto contrario per il pericolo di perdere posti di lavoro e mettere in crisi le industrie automobilistiche italiane. Possessore, sono felice di questa cosa, insomma mi trovo molto bene, penso che sia una cosa positiva anche per l'ambiente, per cui insomma sono contento. Non vedo nessun senso tutta questa elettricità e incremento della domanda di elettricità producendo elettricità con il carbone, la cosa più sporca che esista. Anche nel Vicentino sono in netto aumento le colonnine di ricarica nei luoghi pubblici. Nel parcheggio del centro commerciale Le Piramidi, ad esempio, ce ne sono quasi 30 e sempre molto frequentate. La ricarica per i vicentini è il nodo della questione e l'unica criticità. È una scomodità la ricarica o no? In certi casi può esserlo se si fanno viaggi lunghi, bisogna un po' entrare nell'ottica di fermarsi, ricaricare e sfruttare i punti di ricarica veloci. La discussione è anche sui costi, con il caro bollette anche ricaricare l'auto costa di più.
Sono d'accordissimo, bisogna aiutare l'ambiente, perché se continuiamo così ci autodistruggiamo, quindi io la vedo molto positiva. Però anche l'energia costa di più adesso, influisce questo? Beh, diciamo che io spero che la situazione con il discorso anche guerre e così vada a finire, e quindi le tariffe si stanno già abbassando. Per ricaricare l'auto dunque serve elettricità. Come la produciamo? In Germania e Polonia con centrali a carbone aumentate fino all'80%. Secondo me le industrie automobilistiche devono iniziare a produrre diesel molto performante e ecologico. Infine c'è il timore di chi ha un'auto che teme di dover svendere, rottamare o sostituire. Va ricordato che nel 2035 non si potranno vendere auto con motore che va a benzina o gasolio, ma quelle già esistenti potranno continuare a circolare. Però al 2035 mancano solo 12 anni, troppo pochi. Una decisione così drastica non è urgente. Penso di no, che non sarebbe... So che è meglio avere un'aria più pulita, devono darci l'opportunità però. Detto che le auto di lusso, Maserati, Ferrari, Lamborghini avranno la proroga di un anno, dal Ministero per l'Ambiente viene anche l'indicazione di spingere per i biocarburanti che sono puliti. Di certo a Vicenza le aziende del settore sono centinaia, tutte già in fermento. Saluto, lo ringrazio per essere con noi il presidente Ciro Vigo, nonché rappresentante per il Veneto dell'Associazione Florovivaisti Italiani Henry Faccini. Grazie per essere con noi, buongiorno presidente. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora Presidente, prima di lei avevo avuto in collegamento il Presidente del Parco Delta del Po, che ci ha disegnato una situazione davvero drammatica per quanto riguarda i livelli del grande fiume, con ripercussioni poi sull'agricoltura. Io partirei però facendo un focus su quello che è il mondo del florovivaismo, perché lei mi ha dato prima, quando ci siamo sentiti, dei dati davvero allarmanti su quello che è un settore che in 10 anni ha perso quante realtà, quante aziende? All'incirca 350 aziende, dato dell'anno scorso di Veneto Agricoltura. Quindi circa 35 all'anno? 35 aziende l'anno più o meno soccombono all'invecchiamento, perché effettivamente siamo anche aziende a gestione familiare e più di qualcuna, ahimè, arriva ad un'età dove poi non riesce più a dare un continuo, diciamo così, all'azienda, ma anche dato dalle difficoltà quotidiane, dai costi impressionanti e dalla burocrazia e da tutte quelle che sono le difficoltà quotidiane, insomma, che il comparto soffre. Ci sono dei territori in Veneto che hanno tenuto e hanno assorbito meglio l'urto rispetto ad altri, Presidente? Sì, diciamo che il trend di decrescita è un po' generalizzato su tutte le province. Ovviamente Padova, che ha un numero di aziende nettamente superiore, soffre forse anche meno quello che è il calo demografico delle aziende, tiene un pochino di più insieme alle province di Venezia e di Verona, però effettivamente andiamo a perdere continuamente ettari dedicati a produzioni che effettivamente poi vengono a mancare diciamo così, sul resoconto finale di quello che è la portata delle produzioni regionali. E lei parlava delle difficoltà, non oso immaginare quelle che sono state le difficoltà incontrate in quest'ultimo periodo con i rincari dell'energia, perché sappiamo essere un settore che sfrutta solo per le serre, ad esempio, l'energia. Qual è la situazione e di che rincari parliamo, Presidente? Tanto per farci un'idea, per noi non addetti ai lavori. Parliamo di rincari che minimo sono cresciuti intorno al 50% rispetto all'anno scorso, però arriviamo da un periodo di crisi energetica che è ben più lungo, quindi effettivamente rispetto a 3-4 anni fa siamo di fronte ad un aumento che supera decisamente il 100%, se non il 150 o 200% per le aziende. Crescita che non solo incontriamo sull'elettricità piuttosto che sul gasolio, ma la riscontriamo anche poi su tutti quei prodotti
che materie prime che dobbiamo utilizzare per portare a termine un prodotto, e quindi diciamo così che l'impatto è devastante se consideriamo che poi non riusciamo a mettere in commercio una pianta, un prodotto, un fiore con un rincaro del 300%, è improponibile, e quindi ci troviamo a dover ammortizzare questo ammanco che ci troviamo nel cassetto fiscale. E come si fa ad ammortizzarlo? Perché si parla di un ammanco bello pesante, Presidente. È una bella domanda interessante. Diciamo facendo gli equilibristi, cosa che noi agricoltori siamo abituati a fare, perché effettivamente ogni stagione ha le sue criticità, al di là di quelle climatiche che sappiamo bene che sono un altro tasto dolente, però effettivamente in mezzo a tutte queste difficoltà dobbiamo riuscire quotidianamente ad inventare strategie, meccanismi che ci permettano di fare reddito, anche diversificando, anche tentando in tutti i modi di tenere viva un'azienda, tenere vivo il tessuto economico e anche, se vogliamo, sociale di un territorio. Questo ci dovrebbe essere riconosciuto. Adesso le chiederò, farò una domanda sulla siccità. Lei diceva tener conto di quello che è il valore per il tessuto economico, perché spesso il florovivaismo lo si associa a tutto quello che è ornamentale, quindi pensiamo ai fiori per il balcone, ai fiori in giardino, ma in realtà è una risorsa fondamentale per tutto il comparto agricolo, e probabilmente questo non lo capiamo noi semplici cittadini, ma probabilmente non lo capisce neanche chi deve poi intervenire con degli aiuti, dei sostegni, delle politiche per il vostro settore. Esattamente. Paradosso, si crede che il florovivaismo si occupi esclusivamente di fiorellini. In realtà facciamo anche questo, facciamo tantissime piante ornamentali e piante che si usano a livello ludico, ma soprattutto facciamo anche tutte quelle piante a destinazione alimentare, perché se ci nutriamo di vegetali è grazie a piante che per la stragrande maggioranza escono dai nostri vivai. Quindi non riuscire a capire quello che è diciamo così, l'impatto strategico che potrebbe avere ignorare il settore florovivaistico è devastante, non solo dal punto di vista dell'agroalimentare o dell'ornamentale hobbistico, anche dal punto di vista dello sviluppo green che vorremmo andare a fare, che vorremmo, ci dicono che dobbiamo obbligatoriamente attuare una transizione verde che credo sia basata sul piantare piante di un certo tipo, ovviamente con una pianificazione, una progettualità, un meccanismo che ci permetta di investire sui nostri campi, anche perché produrre una viola ha un ciclo di 4 mesi, produrre che ne so, un acero campestre ha un ciclo quasi di 10 anni. Quindi se si vorranno piantare alberi di un particolare aspetto, una determinata misura vendibile, noi dobbiamo già ieri aver piantato le piante che servono domani, ma in realtà qui nessuno ci ha ancora detto quali, dove, come, quando. Ecco che serve per forza un dialogo diretto, un tavolo con le istituzioni che ci permetta di pianificare, di rimanere in equilibrio, come si diceva prima, e anche per dare una risposta a quella che può essere l'eventuale domanda che ci promettono di fare, ma in realtà sui nostri tavoli non sono ancora arrivate richieste precise e specifiche di chi deve fare cosa. Manca un po' di lungimiranza anche in questo settore. Abbiamo parlato dei costi per il periodo invernale, ma io mi proietto già alla prossima estate. Abbiamo parlato prima con il presidente Gasparini del Parco Delta del Po di una situazione già allarmante, di un allarme siccità già oggi a metà febbraio molto molto forte, quindi difficile ipotizzare quella che sarà la situazione. Si parla di un'estate peggiore del 2022 ed era già stata un'estate pesantissima per tutto il
vostro comparto. Per quanto riguarda, iniziamo dal florovivaismo e poi magari ci allarghiamo anche a tutta l'agricoltura, che cosa prospettate e che misure state mettendo in atto per cercare di salvare il salvabile? Si chiamerebbe contrasto ai cambiamenti climatici, in realtà penso sia una fesseria, perché non abbiamo di certo il potere di contrastare i cambiamenti climatici. Li dobbiamo subire con intelligenza, cercando di attuare anche in questo caso delle strategie pratiche che siano fruibili su larga scala, su tutto il territorio, strategie di risparmio energetico, strategie di ottimizzazione di quelli che sono i processi, piuttosto che di quelle che sono le politiche di sviluppo, che devono tener conto che alle mie spalle non c'è solo la bandiera della mia associazione, alle mie spalle il fiume Po, che è qui dietro a 100 metri, dice palesemente che la pianura padana tutta è in netta sofferenza, perché il Po è il termometro di quello che è il bacino della Valle Padana. Quindi dal Piemonte alla Lombardia al nostro Veneto tutto, la mancanza di acqua, non solo in superficie ma anche addirittura nelle falde acquifere, ci mette di fronte ad un'evidenza che è quella del dover fare agricoltura obbligatoriamente, se vogliamo mangiare, ma con pochissima acqua. Quindi quello che una volta era un territorio da dover asciugare, oggi è un territorio da dover irrigare. Ogni singola goccia d'acqua va centellinata, servono strategie veloci che permettano al territorio di mantenere più acqua dolce possibile, invece di buttarla in mare come ci potevamo permettere di fare un decennio fa, e da questo punto di partenza cercare vie di sviluppo, vie di efficientamento che siano fruibili e che possano anche comunque dare una risposta dal punto di vista generale. Potremmo anche mettere i pannelli fotovoltaici sulle nostre aziende, magari non sulle serre, oppure dove serve e dove si può anche sulle serre, ma ci dovrebbe essere data poi la possibilità di entrare nel circuito di poter vendere, insomma, quello che è la produzione di energia che abbiamo la capacità di poter immettere in rete. E invece con la legge che ci vincola all'autoconsumo, anche in questo caso effettuare un investimento aziendale non sempre è appetibile come strategia, quindi serve proprio un incentivo a fare investimenti lungimiranti e logici per essere meno impattanti possibili sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico, se vogliamo, perché insomma effettivamente attuare queste strategie sappiamo che servono tanti soldini e in questi tempi non ne girano molti nelle nostre tasche. Lei ha messo in ordine uno dopo l'altro gli interventi da mettere in atto. Alcuni interventi richiedono anche delle tempistiche, dei tempi d'attuazione. Io le chiedo per l'oggi, il domani, che scenario voi prospettate, ritornando al florovivaismo e ritornando a quell'emergenza siccità di cui abbiamo parlato. Rischiamo di aggiungere nuovi costi per far fronte a questa mancanza di acqua e ad una razionalizzazione che molto probabilmente si renderà necessaria e che si è riuscita a scongiurare l'anno scorso, ma che alla luce di quella che è la situazione del meteo, delle previsioni meteo, rischia di essere una delle opzioni da valutare. Senza ombra di dubbio avremmo di fronte a noi un periodo complesso di prese decisionali che però abbiamo capito che devono portare verso un'unica direzione, che è quella del basso impatto ambientale, compreso anche la nuova direttiva europea che ci vincolerà a togliere ancora il 60% in più dei fitofarmaci che avevamo a disposizione e che già erano stati tagliati nell'ultimo quinquennio di oltre il 30%. Quindi già questo aspetto che ci vincolerà a produrre piante senza l'uso di fitofarmaci, ossia prodotti che servono per garantire la salute delle piante stesse, probabilmente siamo
c'è una contraddizione in termini, perché effettivamente non è facile pianificare di produrre più piante, produrre più cibo, riducendo quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per difendere le piante. Il fatto che ci possa mancare sicuramente negli anni prossimi la disponibilità di acqua ci deve far capire che dobbiamo inventare, costruire dei meccanismi che possano fare in modo di poter irrigare comunque, perché altrimenti o ci arrendiamo alla desertificazione o attuiamo delle strategie che possano essere utili soprattutto per i nostri figli, perché effettivamente non abbiamo ricambio generazionale, ma dovremo pur consegnare il territorio domani in uno stato possibilmente migliore di come l'abbiamo trovato noi. Non sarà facile, però io immagino, anche la Farm to Fork dice insomma che dobbiamo per forza creare verde, fare piante, reinverdire in tutti i modi il nostro territorio, ma senza l'acqua effettivamente è una sfida quasi impossibile. Anche perché rischiamo... Prego, mi scusi. Si potrebbe, per esempio, adesso questa è una battuta, però anziché investire sulla produzione di insetti che sicuramente avrà la sua logica e immagino che chi ha ragionato su questo tipo di strategia abbia i suoi buoni motivi, però io da florovivaista propongo, anziché mettere gli insetti nel piatto, eventualmente di mettere dei fiori nel piatto. Visto che è un trend in crescita anche questo, abbiamo la capacità di produrre questo tipo di alimento, abbiamo il know-how, si chiama oggi, insomma la capacità di saperlo mettere nel piatto in maniera logica e appetibile, e quindi perché non investire nell'alimentare floricolo piuttosto che in valorizzazione di quello che è il prodotto che abbiamo a disposizione, che è un prodotto di altissima qualità, con uno standard primo in Europa, molto probabilmente sia dal punto di vista dell'impatto delle nostre aziende, ma anche la qualità del prodotto stesso. Probabilmente abbiamo le piante, i fiori e i frutti più sani d'Europa, quindi su questo dobbiamo puntare, valorizzare il nostro comparto attraverso la qualità che sa esprimere, le competenze intrinseche delle nostre aziende e soprattutto il valore assoluto del nostro territorio che ci circonda, che dovrebbe essere volano per la crescita economica e sociale di tutto il territorio veneto. Rischiamo che la siccità, Presidente, metta in difficoltà nuove aziende del settore e trovarci poi a fare un calcolo delle aziende in difficoltà più elevato rispetto ai numeri che ci ha dato? Sì, molto probabilmente avrà un impatto devastante, ma insomma io mi auguro, anche attraverso quello che è il rapporto che abbiamo quotidiano con i consorzi di bonifica, che hanno comunque un ruolo fondamentale sul territorio e riescono a garantirci, non dappertutto, però quasi su tutto il territorio regionale, riescono a garantirci finora quella quantità d'acqua che ci è servita per riuscire a fare agricoltura. Ovvio che il domani è preoccupante e le idee che circolano sono molte. Io come personalmente, visto che comunque partecipo anche all'attività del consorzio di bonifica, sono per promuovere tutte quelle attività di micro interventi sul territorio che servano a migliorare, a ammodernare quella che è la struttura idrica, la rete di canali, fossi, maceri e invasi di contenimento, e tentare di stivare più acqua possibile, sperando che piova e soprattutto non sprecando nemmeno una goccia d'acqua. Questo secondo me dovrebbe essere basilare. Vediamo anche le reti degli acquedotti pubblici, insomma, ecco, se si partisse dal non sprecare anche a livello di strutture pubbliche sarebbe un buon passo avanti per uno sviluppo. Ovvio che si chiede agli agricoltori di dare di più degli altri, però noi chiediamo anche, insomma, all'intera collettività
ognuno di fare la sua parte e di tentare tutti insieme di risparmiare un po' di più e garantirci un futuro, chissà, magari un po' più roseo. Anche noi cittadini dobbiamo imparare a risparmiare questo bene prezioso che è l'acqua. Presidente, io intanto la ringrazio per averci raccontato un po' di più del settore del florovivaismo, in generale della situazione, poi torneremo ad aggiornarci tra qualche mese per capire come si sta evolvendo la situazione anche per tutto il comparto agricolo. Grazie al Presidente Henry Faccini, Presidente della CIA Rovigo, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie davvero, Presidente. Lasciamo per un attimo tutta questa pagina legata alla cronaca, legata all'economia, perché questo sarà un venerdì 17 indimenticabile, sicuramente fortunato per quel vincitore che ha centrato un 6 al Superenalotto. Siamo a Villafranca Padovana, portando a casa 4 milioni di euro. Naturalmente, come in tutti i casi, scatta ora la caccia al fortunato vincitore. Ce lo racconta, buongiorno, in diretta Chiara Gaiani, insieme a Cristian Roca Allende. Ciao Chiara, buongiorno. Buongiorno, ci troviamo a Villafranca. La Dea Bendata ha baciato questa città alle porte di Padova. Proprio in questa tabaccheria infatti è stato venduto un 6 da 4 milioni di euro. Vediamo se troviamo il titolare. Eccolo, il signor Carlo Tessari. Buongiorno. Allora, 4 milioni di euro. Ieri è stato venduto questo 6. Penso tra ieri mattina e pomeriggio, massimo mercoledì mattina, il giorno prima. Uno di questi 2 giorni qua. Ascolti, è una cosa eccezionale, era mai capitata nella vostra tabaccheria? C'è stata una vincita l'anno scorso di un biglietto della Lotteria Italia per 20.000 euro, uno dei premi l'unico premio della provincia di Padova. E questa qua è la vincita più grossa che c'è stata qui dentro. Ovviamente tutti si chiedono chi possa essere il fortunato vincitore. Lo sapete voi? No, non lo conosco, solo che ho ricevuto una telefonata con la quale mi ha ringraziato di quello che è successo. Mi fa molto piacere anche a me, ho detto sicuramente, e mi fa molto piacere che l'abbia fatto. Beh, una persona, un maschio? Maschio sicuramente, poi non so dire di più perché è al telefono, per cui non lo posso sapere. Ieri mattina c'è stata parecchia gente, tra ieri mattina e pomeriggio, che ha giocato qui, per cui non lo so, non lo posso sapere insomma. Ecco, l'idea che si è fatta è che sia una persona comunque del posto. La vostra clientela abituale di solito com'è? Non lo posso sapere che sia un cliente abituale o di passaggio, solo che mi ha telefonato per ringraziarmi, tutto lì. Non posso dire di più perché non lo saprei, insomma. Ascolti, in questi casi... Sicuramente è un cliente che è già stato qua altre volte, però non lo so, mi dica. Ascolti, in questi casi la tabaccheria riceve qualcosa oppure... In modo particolare, cioè in definitivo, però non lo so. Spero insomma che qualcosa... Non so dalla parte del gestore del gioco se arriva qualcosa, però non lo posso sapere per il momento. Ascolti, lei si ricorda questa telefonata? Che contenuto aveva? Che cosa le ha detto? Le sembrava emozionato? Mi ha ringraziato del fatto che ha vinto, che ha ricevuto la ringrazio del biglietto che mi ha venduto, tutto lì. Mi fa molto piacere, ci conosceremo più avanti, che magari mi farò vedere, tutto lì. Ascolti, i suoi clienti hanno commentato questa notizia, immagino, stamattina? Da stamattina presto, già da ieri sera qualcuno mi aveva mandato un messaggio sul telefono che non avevo neanche visto, poi ho visto tutto stamattina e da là in poi è stato così, insomma. Si sente un po' fortunato anche lei? Sicuramente. Mi fa piacere che sia successo. Ecco. Ascolti, vediamo allora se troviamo qualche cliente. Guardi, ce n'è uno di... allora, mi dicono che lei è anche una persona famosa qui a Villafranca. Lei cosa pensa di questa vincita? Pensa di conoscerla? Magari fosse vero che conoscesse, andrei a trovarlo subito. Vedere se qualcosa magari arriva per casa, ma ho paura che non arriverà niente. Questo alle 6 stamattina mi ha svegliato, perché era convinto che fossi io. Perché lui mi ha mandato un messaggio, pagherai da bere, mi ha scritto perché c'è stata fatta sta vincita e poi ci siamo sentiti al telefono. Siamo in amicizia. Ma gliel'ha offerto, gliela offrirà qualcosa per un caffè? Io spero che a venire qua a trovare le pasti, che siamo in carnevale, qualche frittella, qualcosa, niente, è proprio un taccagno. Bisogna dirlo quello che è. Ascolti, ma lei invece ha mai vinto qualcosa? L'unica volta che ho vinto una volta 1.000 euro, ma
li ho già rimangiati. Ascolta, che cosa ne pensa comunque del gioco? Bisogna fare attenzione però che non diventi una cosa patologica. Che non diventi... Bisogna stare attenti con i soldi perché naturalmente sappiamo che è sempre più difficile arrivare alla fine mese. Io non mi lamento perché posso dire che non mi lamento, però bisogna stare molto molto attenti. Comunque fortunato quello che li ha presi e le auguro buona fortuna. E lei ha giocato? Sì, ho giocato, ma una schedina. Che se vengono fuori i miei li prendo tutti, da solo però. Quei numeri se vengono fuori prendo solo quella, ecco, ma vediamo. che non verrà mai fuori. Vediamo se c'è un'altra cliente e poi vediamo se anche questa signora ha voglia di raccontarci che cosa ne pensa di questa vincita. È fortunato quello che ha vinto, purtroppo sì. Ma secondo lei potrebbe regalare qualcosa a Villafranca, alla tabaccheria? Visto Guardi, non sapendo chi è, non saprei dirle, non saprei. Comunque 4 milioni di euro ti cambiano la vita, cosa ne pensa? Certo, sì, sono tanti. Ecco, facciamo venire fuori la signora Sabina. Lei è felice? Sì, felicissima, felicissima. Chissà che sia andato in mano a qualcuno che ne ha bisogno. Ecco, e questo è quello che mi auguro. Ecco, e allora su questo augurio direi che da Villafranca possiamo restituire la linea allo studio in questo venerdì 17 che è stato un venerdì molto fortunato. Insomma, questa fortuna che ha baciato Villafranca Padovana, grazie a Chiara Gaiani, buon lavoro naturalmente a te e a Cristian Roque Allende. Voltiamo nuovamente pagina, ringrazio il professor Marino Biscaro, collaboratore della provincia di Treviso per il progetto di sicurezza stradale. Grazie professore per essere nuovamente con noi. Grazie a voi. Importante questo spazio, importante la sua presenza perché purtroppo continuiamo quasi ogni giorno a raccontare di incidenti stradali, di vittime sulla strada. Anche in apertura di questa diretta abbiamo raccontato di un 24enne che ha perso la vita a Schio in provincia di Vicenza, la sua auto è finita contro un platano, un bollettino di guerra, noi lo definiamo professore, ma anche andando in giro per la strada si vedono comportamenti scorretti, ce lo dicono le forze dell'ordine nei loro bilanci, che spesso è la disattenzione, l'uso del cellulare, proprio la mancanza di concentrazione sulla strada ad essere la causa degli incidenti stradali, e per questo la provincia di Treviso, anche attraverso lei, ha una serie di progetti che coinvolgono soprattutto i ragazzi, i primi che vanno sensibilizzati ma anche i primi che poi riportano a casa quello che imparano sui banchi di scuola. Vanno avanti, sono ritornati quei progetti che erano stati interrotti e che adesso coinvolgono proprio le scuole. Ieri quando ci siamo sentiti lei era proprio con i ragazzi, era proprio con gli studenti. Come reagiscono intanto, professore, di fronte a quelle immagini? Noi abbiamo dei video che poi voi proiettate durante questi incontri e chiedo alla regia di mandarceli in onda mentre parliamo, perché sono immagini davvero scioccanti ma che servono, perché il ragazzo va messo di fronte a quello che può succedere. Sì, io posso riportare il fatto proprio che i ragazzi su questo profilo sono veramente responsabilizzati. Loro l'hanno inteso, l'hanno capito perfettamente che per strada si può morire, ma soprattutto noi durante le ore di lezione che riusciamo a dedicare alla sicurezza stradale con Provincia di Treviso portiamo un messaggio importante che va oltre quello che hanno imparato a scuola guida, che va oltre a quello che loro naturalmente hanno conseguito la patente e hanno fatto l'esame. Il problema è proprio questo. Ecco, abbiamo dei video che cominciano a entrare, per esempio questo che è molto particolare, ci discutiamo molto di questo perché qua veramente le energie e soprattutto la definizione di utente, qua di utente debole si dimostra completamente. Noi ragioniamo con i ragazzi, cerchiamo di far capire loro cosa vuol dire a velocità urbana avere un incidente, cosa vuol dire questo mai capitato che va a impattare contro l'ostacolo, ci rimette la vita e praticamente quello dell'auto scende e non si è fatto nulla. E da qua parte la nostra definizione del concetto di utente debole. Quando sei per strada, pedone, ciclista, scooterista e motociclista, tu sei utente debole. Di sicuro hai la peggio perché poni il tuo corpo contro l'ostacolo nell'impatto di energie e quindi tu sicuramente hai la peggio. Il più grosso contro il più piccolo, un po' questa logica qua, professore. Proprio la logica è proprio questa. Che cosa fate vedere questi video, ma poi che cosa può essere d'impatto per parlare ai giovani? Testimonianze, racconti, cioè
che cosa si può fare perché davvero il messaggio arrivi a destinazione? Questa è una bella domanda. Questi video sono predisposti, studiati, li abbiamo realizzati anche in parte noi, proprio perché dobbiamo mettere il ragazzo nella condizione di dire: tu se fossi stato al posto del mai capitato cosa avresti fatto? Da qua comincia il nostro ragionamento, cominciamo a parlare di sicurezza partendo da questo, perché molto spesso, l'abbiamo detto anche l'altra volta, il ragazzo in quella condizione dice: prof, io ho chiuso gli occhi e tirato i freni al massimo. Non basta, vuol dire farsi molto male così, bisogna veramente avere una concezione di sicurezza avanzata. Tu di fronte all'ostacolo improvviso devi saper porre qualcosa, fare qualcosa, rallentare la tua velocità, e da qua poi scaturiscono i temi della velocità, il fatto che la velocità deve essere usata bene, lo diciamo proprio veramente, perché anche i 30 all'ora possono essere pericolosi se ti attraversa la strada un bambino a pochi metri. Quindi la velocità è un concetto fondamentale, noi basiamo molto su questo, però applicandola direttamente al progetto e quindi alle cose che poi vediamo sui video. Per i ragazzi, come ha chiesto lei, l'attenzione è massima. Loro in questa fase proprio riescono a immergersi, a capire quanto determinante sia l'impatto e quante problematiche ne possa portare dopo. Quindi noi cerchiamo in tutti i modi di farli ragionare, di far capire che una volta finita la lezione da subito dovranno applicare quelle regole e quelle cose importanti che hanno sentito e che hanno visto. Professore, guardiamo insieme un grafico che lei mi ha inviato, chiedo alla regia di mandarlo in onda, relativo ai decessi in provincia di Treviso. Punte altissime nella prima parte, poi una diminuzione, poi ce le spiegherà perché c'era stata questa diminuzione, e poi guardiamo 2021 e vediamo l'impennata per quanto riguarda il 2022, e non oso pensare come sarà poi il grafico nel 2023, perché insomma siamo già ad un numero importante di decessi. Questa è la provincia di Treviso, giusto professore? Sì, questi sono i morti in provincia di Treviso, sulle strade provinciali, e col centro monitoraggio abbiamo già avuto modo di prendere in mano i dati del 2022, questi ultimi, e dove parlerei giustamente di questa impennata terribile e che va fuori di quella linea gialla tratteggiata che dovrebbe essere al 2050 morti zero. Noi dovevamo scendere e seguire quella linea. Purtroppo l'impennata diventa proverbiale. Attenzione, perché questi dati al 2022 abbiamo inserito anche i morti trevigiani morti fuori provincia. Mi viene in mente quel ragazzo povero del rugby che è morto subito sulla feltrina, e quindi sono 66, ma in realtà diventano 75 i morti in provincia e compresi i trevigiani. Quindi questo diventa un dato drammatico, perché dopo pandemia si ricominciano ad avere questi dati. Ecco, quella inflessione, quel cambio di marcia del grafico, quindi della linea verde, che sono i dati effettivi, a cosa era dovuta? Che vediamo tra il 2000 e adesso ci vedo anche poco, però insomma tra il 2010 più o meno abbiamo avuto poi una decrescita. Che spiegazione ci diamo di questo fenomeno? Che va tenuto poi come riferimento, voglio dire. Esattamente, il fenomeno è le azioni combinate fatte per la sicurezza stradale. Noi abbiamo sempre pensato a questo, e non strategie di che modo da tirar fuori, ma azioni combinate che volevano dire sostanzialmente su due fronti. Il primo, quello dell'andare per le scuole a parlare di sicurezza stradale. L'allora presidente di provincia volle questo perché purtroppo provincia di Treviso si trovava al quinto posto d'Italia per mortalità, 17° per estensione territoriale, quinto per mortalità. Da là siamo partiti veramente a lavorare su questo. E poi la messa in sicurezza dei punti neri, cioè le famose rotatorie. Provincia di Treviso ne ha realizzate 450, e con 450 noi abbiamo veramente eliminato quegli incroci a raso e soprattutto la pericolosità di quegli incroci. Incroci a raso sono incroci a 90 gradi, ortogonali, dove impattano le macchine e scaricano tutta la propria energia sull'incidente. Cosa che adesso con la rotatoria al massimo c'è l'affiancamento, si spaccano a 30 gradi affiancamento, si spaccano gli specchietti, ma non è successo più alcun incidente mortale. Quindi questa è stata una delle prime cose che ha buttato giù quella linea della mortalità alla quale ci teniamo molto.
Noi dobbiamo fermarci, professore, abbiamo qualche istante di pubblicità, ma poi torniamo in diretta perché abbiamo parlato di quelle che sono le iniziative a favore dei giovani, ma voglio capire cosa è possibile fare ancora di più. A tra pochissimo. Siamo tornati in diretta insieme al professor Marino Biscaro, collaboratore della provincia di Treviso per il progetto di sicurezza stradale. Abbiamo visto un grafico di impatto sui decessi in provincia di Treviso per incidenti stradali, quel grafico che sembra ad un certo punto decrescere e poi all'improvviso impennarsi nuovamente proprio a ridosso di questi ultimi anni. E, insomma, per chi segue i nostri telegiornali lo capisce anche senza linee, grafici, numeri, perché purtroppo sono quotidiane le notizie che vediamo di incidenti stradali, spesso anche con giovani vittime. Si parla ai giovani, se ne parla nelle scuole. L'importanza della comunicazione, noi facciamo comunicazione, professore, ma lo fate anche voi, perché poi i ragazzi, se trovano il giusto comunicatore, riescono anche a recepire il messaggio e ad ascoltare. Mi diceva, dovrebbe vedere come reagiscono, non vola una mosca in quelle ore in cui noi siamo lì presenti. Lo sentono loro questo tema, i giovani? Lo sentono indubbiamente, riescono a percepire il fatto che per strada si può morire e soprattutto la pericolosità sempre di più delle strade che frequentano. Quindi per i ragazzi è importante e fondamentale riuscire a dare delle idee chiare, ma soprattutto lavorare su quella sfera dei comportamenti, di sapersi comportare correttamente nei momenti di pericolo, quando qualcosa di anomalo cominci a vedere davanti a te. Quindi lo sguardo rivolto sempre bene a 100-150 metri in avanti, la percezione importante, la difesa visiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi avere questa capacità di vedere lontano quando sei per strada e da là eventualmente hai dei tempi adeguati per poter reagire, per poterti salvare eventualmente dall'incidente. Quindi questa è la prima cosa che continuiamo a dire ai ragazzi e di conseguenza il concetto della velocità, l'abbiamo detto, velocità usata bene, vuol dire che i 130 in autostrada non sono una velocità eccessiva, c'è la tua strada, non hai incroci, non hai attraversamenti e devi solo stare attento di non trovare le auto ferme, l'unico problema che puoi incontrare. Mentre abbiamo detto tante volte, anche i 50 all'ora in strada urbana possono essere pericolosi. Quindi il concetto di velocità deve essere proprio quello, adeguato al momento e alla capacità di fermare il tuo mezzo di fronte a qualsiasi problematica. E gli occhi sempre sulla strada, certo non sul telefonino, ma questo anche se si è, spesse volte, professore, noi vediamo anche persone in bicicletta, vediamo nelle immagini, abbiamo visto un monopattino elettrico, ormai se ne vedono sempre di più, e anche in bicicletta si usa il telefonino, si hanno le cuffie, si guarda in giro. Manca anche probabilmente quell'educazione ad andare su altri mezzi che non siano la macchina, quindi anche se non è necessario, se non è fondamentale il parlare con chi sta prendendo la patente, quindi a ridosso dei 18 anni, si parte anche con i bambini. Sappiamo che ci sono dei corsi di educazione anche nell'area della provincia per quanto riguarda la provincia di Treviso, a Mogliano, dove arrivano le scolaresche, i bambini più piccoli. Da lì si inizia ad educare. Da lì si inizia e per noi è stato per tanti anni questo concetto di partire proprio dalle scuole materne a dare questi sprazzi di, io dico proprio, concetti di sicurezza che diventano importanti perché dopo i ragazzi se li portano avanti, ma soprattutto far capire loro sostanzialmente la bellezza del poter andare per strada in libertà, ma la pericolosità della strada. Noi continuiamo a dire la strada è pericolosa tutta, in qualsiasi parte, anche quando sei sui marciapiedi, perché non sei in sicurezza. Abbiamo dei video dove sono stati colpiti dei pedoni perché delle auto sono fuoriuscite. Quindi la pericolosità, e quindi assieme alla pericolosità non solo rilevare quella, ma poter dire ai ragazzi attenzione, perché tu devi avere lo sguardo costantemente rivolto di qualsiasi cosa che ti sta avvenendo quando sei per strada, tu devi avere la capacità di percepire ed eventualmente mettere in atto le tue difese, quelle che puoi fare te, perché se ti vengono a prendere sul marciapiede, il codice dice pure che il marciapiede è spazio riservato ai pedoni, però se ti viene addosso la macchina te ti fai molto male e quello dell'auto non si fa nulla. Quindi la condizione è sempre quella di capire dell'utenza debole. Quando sei pedone, ciclista, motociclista, scooterista, tu sei utente debole. In caso d'urto c'hai sempre la peggio.
Professore, io ho poco tempo a disposizione e ho anche un ultimo collegamento da fare, però ci tenevo, perché noi anche l'altra volta che ci eravamo visti abbiamo parlato di ragazzi, ma abbiamo parlato anche dei meno giovani, dei più anziani che sono alla guida e che hanno magari bisogno di una rispolverata, anche di quelle che sono poi le nuove normative. Pensiamo ad esempio all'affrontare una rotatoria, che magari ai loro tempi, quando hanno preso la patente, ce n'erano poche, e anche perché poi le normative sono cambiate. Corsi d'aggiornamento proprio pratici, è possibile farli? L'avevamo promesso la scorsa volta che ci siamo ritrovati e effettivamente siamo partiti. Il 17 marzo abbiamo la data, saremo a Mogliano al centro ricreativo degli anziani e con un folto gruppo di anziani saremo a parlare di questo tema e per cominciare l'operazione che poi andrà fatta sulle altre case per anziani, sugli altri comuni dove sarà possibile, ampliando. Il tavolo di sicurezza si è messo in moto, abbiamo un'organizzazione fatta con l'ULS, con la motorizzazione e saremo tutti presenti alla prima per inaugurare questo ciclo di lezioni per gli anziani, anche perché lo scorso anno, per esempio, sugli attraversamenti pedonali ne abbiamo persi troppi anziani e quindi dovremo ripartire proprio dall'ABC. L'orario? L'orario teoricamente dovrebbe essere dalle 15:30 alle 17, un'oretta e mezza da dedicare con video e con animazioni per portare anche gli anziani. In realtà è lo stesso filologico che adoperiamo a scuola con i ragazzi, perché li vogliamo portare dentro a dire quando sei utente debole devi difenderti. Quindi è un po' un progetto pilota che parte da Mogliano ma che ha intenzione di estendersi poi a tutti i centri per anziani. Quindi si andrà a parlare un po' come si fa come ha detto lei, si va nelle scuole e andiamo nei centri anziani dove si trovano gli anziani. Esatto. È ipotizzabile andare magari anche negli oratori dove ci sono i ragazzi, andare laddove si ritrovano i ragazzi? Noi pensiamo sempre in grande, professore, ma per allargare quella che può essere la platea di utenti interessati dal vostro intervento. Lei dice bene, continuiamo a pensare a questo e ha ragione, oratori potrebbe essere una bella base di partenza, ma soprattutto adesso stiamo cercando con comuni un'esperienza che avevamo già fatto precedentemente, quando il comune il sindaco consegna i certificati elettorali ai ragazzi, ai diciottenni, tutti i diciottenni in età scolare e quelli che vanno a scuola e quelli che vanno al lavoro, di prenderli e di dare alcuni punti fissi sulla sicurezza, le cose che ci stiamo dicendo, che l'abbiamo già tentata ed è un'operazione validissima. Quindi loro stanno un'oretta e mezza in comune, prendono la Costituzione in mano e poi prendono anche le regole sicure per andare in modo corretto per strada. Professor Biscaro, io la ringrazio davvero tantissimo intanto, però ci diamo appuntamento anche per capire un po' come andranno poi questi corsi per gli anziani, magari ci mandate dei feedback, delle immagini, delle interviste e magari ricostruiamo uno spazio nuovamente con il professor Marino Biscaro, collaboratore della provincia di Treviso per quanto riguarda la sicurezza stradale. Si parla solo di giovani, ma parliamo anche di quelli meno giovani che hanno bisogno di essere guidati nella sicurezza stradale. Grazie intanto professore, grazie davvero per il suo intervento e per averci aiutati a capire un po' di più quelle che sono le operazioni messe in piedi. Il direttore Benazzi qualche giorno fa ci aveva annunciato anche un progetto dell'ULS insieme alle autoscuole per portare la sicurezza laddove viene presa la patente. Ho pochissimi minuti, ma è doveroso collegarci con il nostro Lorenzo Maier perché il mondo della cultura e non solo veneto piange la morte di Maurizio Scaparro. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 2 settembre. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori. Sì, è una giornata di lutto oggi e lutto sarà anche al Carnevale, che pure ha un suo programma. Il maestro Scaparro è indubbiamente, come hai giustamente ricordato, una figura di spicco del teatro non solo italiano ma anche mondiale e internazionale. La Biennale lo scorso anno, proprio a febbraio, durante il Carnevale, gli aveva dedicato una mostra omaggio per i suoi carnevali organizzati qui a Venezia negli anni '80. Scaparro è legato al Veneto anche per essere stato tra l'altro direttore del Teatro Olimpico di Vicenza, una figura veramente di grandissimo spessore. La notizia della sua morte è arrivata improvvisa, una morte nella sua casa di Roma, e oggi Venezia farà molte iniziative nel suo ricordo, nel suo nome. Verrà ricordato anche martedì durante la presentazione della Biennale di Architettura. Certamente il presidente Cicurto ha ricordato come abbia seguito Scaparro quando lui era un giovane produttore cinematografico all'inizio della carriera e ci sono stati e stanno arrivando
numerosissimi messaggi, tra i quali quello del governatore Luca Zaia, che lo ricordano come una delle figure più importanti per quello che ha dato a Venezia la cultura, al Veneto e al mondo. Se non hai domande ti restituirei in linea dandovi appuntamento questa sera per i servizi. Assolutamente sì, grazie davvero, grazie Lorenzo Maier, era doveroso questo collegamento per ricordare la figura di Maurizio Scaparo questa sera naturalmente, il servizio all'interno dei nostri telegiornali. Grazie per averci seguito, l'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30, buon pomeriggio.